parte questo martedì 6 maggio con due donne, due sindache, quelle che hanno il polso della situazione perché vivono quotidianamente i problemi dei loro paesi, delle situazioni dei loro cittadini, quelli che li hanno eletti, e soprattutto cercano di risolvere problemi che forse qualche politico non si rende conto che sarebbe utile prima di parlare di agire un po', perché parole ne sentiamo a valanga, tutti fanno tutto, poi alla fine se non ci fosse il mondo del volontariato, e lo dico tutte le mattine, ecco, con queste associazioni che cercano di aiutare i banchi alimentari, le parrocchie, le Proloco, io non so cosa succederebbe. Ne parleremo questa mattina con Claudia Benedossa, sindaco di Maser, Lega. Sì. No, perché Lega, domando, perché delle volte non si capisce. Sì, noi siamo una coalizione di centrodestra, io ho la tessera della Lega, altri, la maggior parte non ha nessuna tessera del mio gruppo, anche se condividiamo valori, ecco, di ispirazione di centrodestra. Questo però è molto bello, parte, perché cioè, si fa gruppo lo stesso. Sì, si fa gruppo, ma dico la maggior parte non ha nessuna tessera in tasca. Saluto anche Maria Luisa Guadin, sindaco di Cazzano, di Tramigna, provincia di Verona. Buongiorno sindaca. Buongiorno a tutte voi. Ciao. Centrodestra anche lei? Allora sì, tendenzialmente direi di sì. Siamo una lista civica, però con appartenente al centrodestra, sì. Allora, partiamo da Claudia Benedossa. Com'è la situazione nel nostro territorio? Cos'è che sta vedendo lei? Perché come abbiamo visto in questi giorni, qualsiasi cosa, l'unico referente che vediamo, ma veramente che vediamo, che cerca di portare un po' d'aiuto è il sindaco, non c'è niente da fare. È là dove, io dico sempre che ormai fate il lavoro anche dei preti, i preti ormai non vese più, e perciò siete voi l'unico riferimento che veramente dovete cercare di gestire al meglio delle situazioni veramente pesanti. Ecco, per non parlare di quello che sta succedendo anche con questi rovesci, con questi nubifragi, io non li chiamo bombe d'acqua perché mi hanno detto che non si chiamano così gli esperti, perciò si chiamano nubifragi, con la fragilità del territorio, perciò una fragilità a 360 gradi. Prego Benedossa. Allora, intanto ringrazio Mirella per avermi concesso la possibilità di partecipare, è la mia prima volta anche di una trasmissione televisiva, quindi la ringrazio. Vedete che onore che abbiamo, che vi faccio conoscere i nostri sindaci. Grazie di questa opportunità. E le problematiche sono tante, soprattutto su un comune piccolino, Masera, 5.100 abitanti, e quindi il sindaco diventa un punto di riferimento. Gli uffici ci sono, funzionano bene, ma sono 20 dipendenti che devono fare tutto e abbiamo le stesse competenze della città di Treviso, di Milano e di Roma, e le normative che dobbiamo rispettare sono le stesse con personale molto ridotto. Pertanto il sindaco deve fare un po' di tutto. È successo anche un periodo in cui anche le carte d'identità le facevo io e le firmavo perché avevamo i due addetti, tutti e due assenti per motivi di famiglia. Le problematiche ci sono, ma riguardano tutto, quindi sì, dai nubifragi, quindi la messa in sicurezza del territorio, che è diventata una priorità, perché io sono al secondo mandato di sindaco, però prima ho fatto anche il vice sindaco e quindi sono quasi 15 anni che vedo come la priorità di dissesto idrogeologico è diventata davvero una priorità che prima non lo era. Prima bastava l'asfaltatura, l'illuminazione pubblica, ovviamente i servizi sociali, perché è una funzione veramente quella più vicina al cittadino. Vengono in comune a chiedere qualsiasi cosa, oppure il comune poi si presta anche a far da tramite con l'azienda ULS, anche con l'azienda ULS. Ricordo anche il problema di medici di base, anche quello, lasciamo stare il Covid, ormai ne abbiamo parlato e riparlato, però in quei 2 anni là io ricordo di non aver fatto una giornata a casa, lockdown, ho detto ma cos'è? Ecco. E poi tutto il problema dei medici di base, una competenza che non è del sindaco, non è del comune, però ci è stato chiesto di darci da fare per cercare anche noi dei medici di base, e quindi anch'io mi sono data da fare, però con esiti negativi, perché il nostro medico di base è andato in pensione nel 2021, ancora non è stato sostituito.
e quindi anche i nostri anziani devono recarsi in comuni limitrofi, ma sarebbe il meno sui comuni limitrofi, ma fare anche 20 chilometri. Allora, a proposito di diversamente giovani, come li chiamo io, che sono i nostri scrigni d'oro, saluto nonna Bertilla, so che mi sta guardando, e tutte le nonne che con Mirella hanno un feeling incredibile, forse perché dico quello che loro vogliono sentire, ecco, li faccio vivere, nel senso che dico guardate che ci sono, devono capire anche loro i problemi, certo. Ecco, e mi telefono, addirittura vengono anche a trovarmi al mattino, capite bene l'importanza di queste figure che finché sono vive hanno diritto come tutti gli altri di essere ascoltati e di cercare anche trovare soluzioni per quelle che vivono con pensioni bassissime, perché parliamo di stipendi ma vogliamo parlare anche di pensioni, che queste persone hanno lavorato una vita, ma con che lavoro, e qualcuno non gli ha messo i contributi, non come qualche telefonata che dice potevano mettersi i contributi, no, qualcuno non glieli ha messi e hanno lavorato veramente, non con i mezzi che abbiamo adesso, ecco, ma con le loro mani, con la loro schiena. Qui apriamo anche un argomento che a me sta a cuore, che è il lavoro femminile fatto in casa, quindi il lavoro di casalinga secondo me andrebbe riconosciuto. Vero? Però nessun partito, nessuno sindaco, ci parla. Me lo ricordo, il Berlusconi ne parlava, adesso non ricordo in che campagna elettorale, ma aveva proposto, non ricordo quando, la pensione per le casalinghe, perché il ruolo che una svolge a crescere i figli, a codire una famiglia, è la cosa più importante, sì, è la cosa più importante. Ma però, sindaco, parlato, ne abbiamo sentito parlare anche dalla sinistra, però alla fine non c'è nulla fatto. Allora sentiamo anche Maria Luisa Guadin, questi sindaci che io sento tutti con gli stessi problemi, perché alla fine sono quelli i problemi. Lei sarebbe per l'unione, la fusione dei comuni, come vede lei la situazione, sindaca Guadin? Sì, allora intanto premetto che anch'io sono al secondo mandato, quindi in questi 8 anni ho potuto riscontrare una miriade di problemi. Il mio è un comune di 1500 abitanti, quindi viene gestito da praticamente tre impiegati e un posto solo all'ufficio tecnico diviso in 2 part-time, tra chi segue edilizia pubblica e edilizia privata, quindi i problemi naturalmente sono tantissimi. Siamo riusciti soltanto a fine 2024 a fare l'assunzione dell'assistente sociale perché ritenevamo che con i problemi che abbiamo, che stiamo vivendo, insomma, era fondamentale avere nell'organico una persona stabile che potesse dare continuità. Praticamente riguardo la fusione dei comuni, io cosa posso dire? Che sicuramente noi in questa zona è un argomento che non viene assolutamente sentito e neanche non c'è la volontà di volerlo affrontare, anche se riscontrando tutte le problematiche che sto vedendo attualmente, date anche, come ripeto, la mancanza di disponibilità di fondi, la carenza di personale, i bilanci che sono allo stremo, magari nel prossimo futuro potrà essere una delle soluzioni, perché un comune piccolino che non ha fondi e che fa fatica, effettivamente deve stare attenta non dico al centesimo, ma quasi a come spende le poche risorse che ci sono. Magari quella potrà essere la soluzione finale, però ecco, dico finale perché sarà in questo momento noi vorremmo mantenere comunque l'identità del nostro piccolo paese. Piccolo e bello, cara sindaca, ha ragione lei, però se questo è il risultato non ci siamo proprio, anche perché abbiamo una popolazione che sta diventando sempre diversamente giovane, con tanti problemi, con tante patologie,
E perciò forse dobbiamo pensare che il registro va cambiato, non c'è niente da fare, perché se queste sono le risorse che potete mettere in campo, e lo state dicendo io, tutti i sindaci, a parte quello del cortile è un altro che ho detto veniamo a vivere tutto là perché lui andava tutto bene, forse aveva zio Ciccio che girava con la valigia, allora sa, avere queste valigie importanti, ma noi sento che i sindaci qui del territorio non le hanno dei grossissimi problemi e sono problemi che vanno risolti, perché ripeto, sono figure che hanno dato tanto, sono figure che ci hanno fatto diventare grandi e forti e perciò dobbiamo dare loro quello che aspettano, che a loro aspetta di diritto, che non è che io devo essere fortunata come per i ragazzi ad avere quell'insegnante, a vivere su quella città, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è crescere in salute e invecchiare bene. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Buongiorno. Io di Mirella, cosa ho avuto che ti dire? Innanzitutto vi dico ai nostri vecchi, alle persone anziane, già della gode degli ultimi anni di vita, stai tranquilli, non stai agitare tanto, anche amico e meschinego i miei problemi, ma voglio stare qua sulla terra, anche a me non trovo i dottori, lo sento i miei problemi, ma fanno dare soddisfazione ai giovani, resto qua sopra. Fai un giorno ma qua sola e dopo vi dico che gli altri anziani quello che trova i giovani adesso che abbiamo fatto noi altri e noi ne dà in giro niente di quello che abbiamo fatto, gli ha da vergognarsi e i politici ancora di più, perché a me mi tira 450.000 all'anno di stipendio, cosa c'è i deputati, i senatori 30.000, ma che permesso, è una vergogna. E dopo è politica, vota a far questo, vota a far quello, tutti i compagni e tutti i politici che vanno grata all'immunità, non si può toccarli. Una volta che la fame è a roba 2 salsicce e 4 uovi e va in prigione, ma non c'è neanche mai delle cose che vogliono parlare. I sindaci sono gli unici che hanno cose addosso, perché sono gli unici che vanno in cerca di mettere a posto le robe e non dà possibilità e non si ascoltai. Dovrebbe avere ora il potere, non al Parlamento, perché se ora che risolve i problemi dei paesi, della gente, ma se morirai che facciamo schifo, ma se, insomma, mi passa tutta la vita davanti, perché ho 82 anni, ma voi vorrà che non avete neanche la minima idea, scarichiamo 10.000 tonnellate al giorno con i man dai barche agli altri mercati, con i man. E ora la barca intera, da intera al carro e via. Ma le cose andiamo in cerca. Adesso un giovane ha una cartelletta con 2 chili di carte, avvocati, ingegneri, dottori. Cosa serve tutta questa Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché voglio sentire queste 2 donne. Grazie caro Rinaldo, veramente sono problemi che loro sentono, ma loro hanno lavorato veramente tanto, veramente hanno lavorato, questo è fuori discussione. Do perfettamente ragione a Rinaldo. Gli anziani hanno prima di tutto un grande rispetto da parte mia, hanno vissuto, sono proprio i nostri ottantenni, ultra ottantenni, che hanno anche vissuto il passaggio da una società dove c'era la povertà e la guerra, e quindi tutti hanno sofferto e hanno fatto tutti grandi sacrifici e sono riusciti a fare qualcosa. Quello che noi ci troviamo è grazie a tutto quello, il lavoro che hanno fatto, quindi sacrifici, niente ferie, niente cene, niente via, mai niente, solo lavorare, lavorare per cercare di avere qualcosa, la casa, un appartamento, quindi acquistarsi anche la casa. Quindi veramente io li ringrazio questi anziani e io dico sempre ai miei anziani che voi siete la parte migliore della nostra società e che va anche rispettata, perché anche una volta l'anziano era molto rispettato ed ascoltato. O no, anch'io sono vissuta, sono figlia di contadini, in casa mio padre era il più giovane di 7 fratelli, quindi i nonni sono vissuti in casa con noi e c'era un grande rispetto verso i nonni ed erano anche sentiti perché davano anche i consigli, quindi erano la parte saggia anche della famiglia. I saggi della famiglia. Qui invece i giovani non hanno questo rispetto per gli anziani. Però Sindaco, lo chiedo anche alla nostra Guadin, no, le sembra però
sindaco, che non è colpa dei giovani. Allora, cosa abbiamo fatto? Guardiamo un po' la storia. Al sud le RSA sono pochissime, perché per loro, visto che critichiamo molto, molti di noi criticano il mondo del sud, hanno molto rispetto per queste figure, se lo tengono a casa. Noi abbiamo voluto le case, diciamo proprio a misura di quella che era la voglia di fare una famiglia e come farla. E l'anziano per molti è diventato un peso. Figli stessi, basta vedere nell'RSA, andate a vedere, ci sono per carità dei figli che vanno a trovare questi genitori, ma parlate con le OSS e sentite cosa vi dicono. Quella persona quella volta che mi ha detto: signora, mi dà per cortesia un bicchiere d'acqua? Ho detto: mamma mia, se ero andata a trovare un'altra persona, gli ho dato un'acqua, ho cominciato a parlare un pochino come faccio con voi. Lei mi raccontava che aveva 5 figli, però non li vedeva. Non li vedeva perché lei diceva: la scusa è sempre quella, sono sempre indaffarati, non hanno tempo, hanno le loro famiglie, le loro cose. Ma anch'io sono una cosa, sono la loro mamma. Capite che quando io sento queste cose che poi vi racconto, voi sapete che io vi racconto tutto, che poi ognuno fa le proprie riflessioni, ma io ve le racconto. Capite che c'è qualcosa che non torna nei conti? Perché quando noi tornavamo a casa, la casa non era vuota, c'era sempre questa figura. Dove sei tu sta? Cosa che tu fatto? Dove sei tu di andare? Fammi vedere come che ti si vestio. Chi era? Se non era la mamma, era la nonna o il nonno. Capite che adesso hanno le case d'oro, perché veramente quasi tutti hanno delle belle case, perché non è che il disagio si trovi solo quello che vi fanno vedere e sentire nelle marginalità, no. Ce n'è ben altro, ce ne sarebbe da discutere tanto. Vorrei discutere io con qualcuno di questi ragazzi che io parlo e sento, come quel ragazzo, sindaca Guadin, che mi ha detto, io ho detto: vai a casa, guarda come sei ridotto, basta, vai a casa tesoro. Mi ha detto: quale casa? Ho 3 mamme, ho 4 papà, 6 fratelli, tutti che litigano tra di loro, se vuoi dirmi dove vado a casa. Capite che ti mettono di fronte alla realtà con le spalle al muro, tu cosa rispondi? Oppure: non mi faccio la canna, mio papà beve, mia mamma si pastica, o ciò che ha a canna che mi fa male. Tu vai a parlare a questi ragazzi, che poi se si aprono, sindaca, cosa dice? Noi siamo donne, riusciamo a capire, abbiamo una certa sensibilità per capire che c'è un disagio che loro vivono, ma come vuoi che pretendono che vadano a scuola tranquilli e sereni? Avete visto cosa è successo? Il padre che uccide il figlio che uccide il padre, non ne vieni più fuori, ormai hanno perso, secondo me, sindaca Guadin, la politica ha perso di mano la situazione, non sa più come fare, perché le leggi che ci sono non sono applicabili, perché la tutela del minore, guai toccare il minore. Prego, sindaca. Sì, effettivamente viviamo in una società molto molto problematica. Allora, io dico noi, pensando a persone della mia età, abbiamo vissuto tutto ciò che è stato il progresso, e quindi siamo passati da anni, diciamo, un po' di povertà, perché anch'io avevo 5 fratelli e lavorava solo il papà, e la mamma poi col tempo è andata a fare la cuoca alla scuola, all'asilo, e quindi però la loro soddisfazione qual è stata poi? Che essere riusciti nel loro piccolo, con tanti sacrifici, dove appunto non c'erano ferie, non c'erano bar, non c'erano pizza, dare un titolo di studio a tutti e 5 i figli, e questa è stata la loro più grande soddisfazione. E poi col passare del tempo abbiamo visto e abbiamo vissuto tutto il progresso, il lavoro, la società sempre più aperta, eccetera, quindi siamo arrivati a un punto di miglioramento, forse anche eccessivo. Adesso ci si trova nella situazione che comunque è fondamentale avere un lavoro, perché per mantenere la famiglia, i figli se ci sono, comunque è necessario avere il lavoro e portare a casa lo stipendio. Ma per questo motivo probabilmente sono stati tralasciati o messi da parte alcuni valori, come
quello di seguire realmente i figli nella loro crescita. I nonni appunto nelle case o vivono da soli o vengono sistemati, messi nelle case di riposo, perché ne abbiamo una anche noi in paese. Ho avuto modo più di una volta di parlare con figli che non volevano saperne dei loro genitori, perché magari in vita avevano anche fatto degli errori, eccetera. Allora dico sempre, c'è stato il momento in cui i genitori si sono dedicati a noi quando siamo cresciuti. Adesso probabilmente è venuto il momento in cui i figli devono occuparsi dei genitori, però è un discorso molto difficile da recepire, ognuno vive nel suo ambiente familiare con i suoi problemi che sicuramente non mancano, e i genitori anziani vengono lasciati soli, o per non dire dimenticati. Però si potrebbe fare qualcosa, Sindaca Guadin. Ecco, la nostra società, per cui dovremmo avere grandissimo rispetto per loro, e noi come comune dove abbiamo potuto, dove siamo riusciti a sopperire a queste mancanze da parte dei figli. È ovvio che anche questo è un impegno economico non indifferente, però il risultato finale è quello di dire abbiamo dato un aiuto a una persona che era in difficoltà. Però, Sindaca Guadin, lo dico anche alla Sindaca Benedos, qualcosa si potrebbe fare di più. Io sono convinta che se noi riuscissimo a capire chi sono le persone che fanno volontariato e chi può fare cosa, non che tutti facciamo tutto, perché c'è quello che può dare la borsa, c'è quello che può andarlo a trovare a casa e vedere di cosa ha bisogno, siamo in tanti e diversi. Il problema è che siamo disuniti, cioè non ci conosciamo neppure tra di noi. Io non so tutti questi carrozzoni che ci sono, che dovrebbero mettere assieme il mondo del volontariato, cosa sta facendo, lo dico pubblicamente, perché non ci sto più a dire ma l'anziano a casa non riusciamo ad andarlo a trovare, a capire. No, si può fare. Il problema è che se chiediamo i servizi sociali, molti servizi sociali dicono non possiamo darvi nomi e cognomi perché c'è la privacy, perciò non possiamo dare questo. Altri dicono non è vero, possiamo sederci attorno a un tavolo e vedere se riusciamo a trovarli. Perciò anche qua come i sindaci siamo divisi tra l'unione e la fusione. Uno dice una cosa, uno ne dice un'altra. Ma allora io dico, ma chi se ne frega se siamo 350 qua nel Veneto, associazioni di volontariato, se poi non riusciamo ad arrivare ad aiutare l'anziano a casa, perché mica tutti hanno l'Alzheimer o malattie, ci sono persone che vorrebbero ancora vivere, uscire, essere vivi, partecipare, e invece no, perché non riesco ad andarlo a prendere, perché non so che esiste, perché non si è mai avvicinato ai servizi sociali. Ma non sono loro che devono avvicinarsi ai servizi sociali, sono i servizi sociali che devono sapere chi vive nel loro territorio, come vive. Tanto è vero che il sindaco anche di Ponzano mi ha ringraziato, gli ho detto fate un censimento, vedere chi sono queste realtà che avete attorno. Ed è vero, è venuto qui in trasmissione, ho detto Mirella avevi ragione, mi sono accorto che c'era qualcosa che dovevamo fare e questo censimento mi ha permesso di entrare nelle case e vedere chi sono. Prego Benedos. Sì, condivido anch'io, infatti anche noi abbiamo l'intenzione di fare appunto un sondaggio, ecco, con questionari famiglia per famiglia. Come si faceva? È l'unica per capire realmente di cosa vogliono gli anziani, e un obiettivo anche della mia amministrazione è quella di riuscire a fare anche un centro diurno, non dico le RSA, è un'altra cosa da gestire, bravissima. Parliamo di non autosufficienti soprattutto, ma avere un centro diurno in cui gli anziani, ecco, si incontrano, si interessano anche di qualcosa, perché veramente si sentono soli. Quindi o l'anziano, vabbè, perché qui giuridicamente anziano uno lo è a 65 anni, tanti non vogliono neanche sentirne parlare, però dai 75 anni in su c'è davvero tanto bisogno di socializzazione, anche perché come ha detto anche la mia collega Guadin, e come ha detto anche lei Mirella, i familiari non hanno mai tempo, e a me dispiace perché anche a Maser ci sono stati
stati dei casi in cui sono stati messi in casa di riposo anziani che potevano benissimo stare a casa. Bastava un po' di sacrificio ovviamente, però nessuno vuole più far sacrifici, e qui non parliamo dei giovani, giovanissimi, ma parliamo di gente di mezza età, dei quarantenni, cinquantenni, e quindi questo è l'esempio che loro danno ai figli. Esatto. Ecco qua, quindi giustamente diceva Mirella, i giovani imparano soprattutto dall'esempio dei genitori. Se il genitore non va a trovare il genitore, pensa al bambino. Esatto, oppure se il nonno fa un'osservazione e il genitore che dice al nonno no, è mio figlio, dico io, cioè il nonno può dire anche lui un'osservazione, bara come che ti si vestio, dove sei tu andato, con chi sei stato, perché adesso anche i giovani, diciamo i genitori quarantenni, cinquantenni non controllano i figli come invece eravamo controllati noi della nostra generazione, o no? Il controllo è fondamentale per me, per sapere tuo figlio chi frequenta, cosa fa, e invece anche perché il genitore giovane ha i suoi impegni, o no? Certo. Esatto. Però si poteva copiare anche qualcosa, come abbiamo copiato i centri commerciali, gli ipermercati, forse copiare gli asili con all'interno questi nonni, ecco, fare delle, non RSA, ma unire le forze, forse avremmo avuto dei risultati migliori, perché i risultati ci sono se li mettiamo assieme. Tanto è vero che quando questi bambini o questi ragazzini vengono portati con la scuola nelle RSA, io vedo la prima cosa che fa il nonno, intanto il nonno sorride, prima cosa sorride, e seconda è la carezza che il ragazzo esprime in quel momento verso questa figura, perché si accorge della fragilità. Ed è bellissimo, però è poco, non si fa, cioè 2 o 3 volte all'anno, e trovare anche il dirigente, l'insegnante che fa questo, però c'è qualcosa che non mi torna, nel senso che stiamo andando con le ATS, invece di avvicinare, di capire cosa si sta facendo, invece di aprire altri carrozzoni che neppure i sindaci, almeno quelli che ho avuto, e sì che ne ho avuto tanti tutte le mattine, non riescono a capire cosa succederà, si continua ad andare per un'altra strada, invece di copiare o di vedere al momento cosa si potrebbe fare per aiutare questi diversamente giovani. Prego, Benedosso. ATS, questi ambiti territoriali sociali che noi confondiamo con invece il servizio idrico, che è sempre ATS, quindi bisogna essere precisi. ATS riguarda il sociale, e qui da quello che ci hanno spiegato i vertici, la Regione Veneto che ha competenza su queste cose, è che dobbiamo, anche il Veneto e non ricordo quale altra regione, non ancora suddiviso l'aspetto sanitario da quello sociale, e perché tutti i finanziamenti europei, e l'abbiamo sperimentato col Covid, hanno dato tanti fondi, perché devo dire la verità, col Covid soldi ne sono arrivati per le famiglie in difficoltà, per chi aveva bambini, per anziani, quindi c'è stato almeno qui anche al nord un po' di difficoltà anche a spenderli tutti, perché ovviamente non è che li potevo spendere per organizzare, per asfaltare la strada, ecco, erano mirati per il sociale, quindi però questi soldi non venivano dati alla regione o al sindaco o al singolo comune, amministrazione comunale, ma andavano all'ambito sociale, perché questa sarebbe la normativa, la legge ancora sul sociale del 2000 prevede apposto questi ambiti sociali che il Veneto ancora non aveva, pertanto ora stiamo lavorando, ma insomma spero la legge regionale è stata fatta, adesso bisogna adesso organizzare. Siamo in campagna elettorale, sì, cara quindi sindaca, purtroppo qui hanno tirato un po' il freno a mano la regione, perché c'è sta campagna elettorale che non sappiamo intanto quando andremo anche a votare, perché non abbiamo una data ancora, e quindi si è bloccato un po' tutto, e questo dispiace perché le necessità continuano ad esserci. Guadin, sentiamo come commenta, prego sindaca. Sì, anche noi come sindaci di zona, come comitato, come conferenza dei sindaci siamo impegnati nella costituzione di un nuovo ATS. Il nostro è proprio nuovo perché ci siamo staccati dal comune di Verona, che prima gestiva
450.000 abitanti. Adesso creeremo un nuovo ATS e abbiamo già avviato le pratiche e ne costituiremo uno dell'est veronese per 135.000 abitanti, pensando e sperando di poter avere qualche contributo in più, perché prima, se i fondi assegnati erano assegnati per ambito, ovviamente la nostra città di Verona, che era capofila, si prendeva la maggior parte dei fondi e i nostri comuni anche piccoli ne beneficiavano in maniera molto ridotta. Io ricordo che un anno mi sono arrivati 220 euro per il fondo povertà. Dico, ma come li gestisco questi 220 euro? Cioè, cosa riesco a fare? Dopo siamo riusciti ad assegnarli, però per dire che non è che con 220 euro tu riesci a risolvere il problema. Confidiamo con il nuovo ambito indipendente nostro di riuscire ad avere maggiori fondi e di conseguenza di riuscire a dare maggiori servizi e andare incontro alle necessità delle persone che effettivamente magari ne hanno bisogno. Ecco, confidiamo su questo. È un percorso che ci impegnerà dal punto di vista anche economico, perché ovviamente ogni comune dovrà mettere la sua parte e per il comune piccolo è un problema. Qualsiasi cosa diventa un problema perché le risorse sono molto limitate. Però se la finalità sarà quella di poter garantire dei servizi uguali per tutti, dal comune con 20.000 abitanti al comune che ne ha 500, penso che possa essere una strada giusta, insomma, quella che stiamo imboccando. Sarà impegnativo, ci stiamo ritrovando per vedere che tipo di forma giuridica vogliamo dare al nostro ATS, ma insomma sono quegli scogli che piano piano andiamo a... Sì, dopo la campagna elettorale, Sindaco, sperando di non andare a votare ogni anno, perché quest'anno per una cosa, il prossimo anno ci saranno le province. Queste votazioni così sono soltanto sprechi di denari pubblici che potrebbero essere utilizzati in maniera ben diversa. Purtroppo ogni anno scade che insomma ci sono queste elezioni che costano, vero? Costano allo Stato. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di fondi non riusciamo ad averne, però per le elezioni di qualsiasi genere i soldi ci sono. Avete capito perché sono rielette queste sindache? Avete capito? Cosa possiamo fare? Bravissima, allora adesso stacchiamo la spina, andiamo a vedere, perché fra poco arriveranno le ciliegie, andiamo a vedere prima questo storico della ciliegia di Masers e poi andremo a vedere anche le ciliegie a Cazzano di Tramigna. Sandra, Giorgia, Adriana, Stella e Regina. Sono tutte belle, buone e dolci, talmente tanto che ogni anno vengono celebrate e mostrate in tutto il loro splendore. Splendore che racchiude un segreto da custodire gelosamente e da proteggere, soprattutto in questo momento di crisi. Finalmente i nostri produttori stanno credendo nella nostra ciliegia, nella ciliegia di Masers, che spero tanto un giorno abbia anche l'IGP, ci stiamo muovendo per questo. Una speranza che a Masers vuole diventare realtà proprio in occasione della prossima mostra, quando i produttori avanzeranno la richiesta direttamente al ministro Zaia, per proteggere un prodotto che non ha nulla da invidiare ad altri piaceri della vita. C'è a Masers una ciliegia che si chiama la Mora di Masers, non lo so il perché, probabilmente farà parte del connubio Bacco, Tabacco e Venere, forse mancava la ciliegia. E le more di Masers hanno addirittura qualcosa in più rispetto alle altre, more o bionde che siano. Sono belle e buone come le donne, hanno una cosa in più le ciliegie, che mangiate e ti lasciano il gusto di ritornare a mangiarne un'altra. Ne sa qualcosa una persona che di donne ciliegie ha grande esperienza, data da anni e anni di attività e di passione tra le sue piante storiche e sempre accanto alla sua fedele compagna di vita e di lavoro. Non è faticoso, è pericoloso invece. Se si casca per terra, ciò, dai, è brutto. Io non sono mai cascato. Mantiene giovani a raccogliere le ciliegie? Sì, ancora sono giovane io. E col sole ce l'hai dentro al cuore, sole di primavera.
Bellissime queste immagini che abbiamo visto, queste immagini storiche, queste persone non ci sono più, mi diceva la sindaca, però noi le abbiamo ricordate con questa meraviglia, questa ciliegia, la ciliegia di Maser. Poi vediamo queste immagini di Villa Bar, ma vi rendete conto che territorio che abbiamo? Ma quanto belli siamo, io lo dico tutte le mattine, forse non ci rendiamo neppure conto di quanto abbiamo e quanto belli siamo. Prego Benedos. Beh, io sì mi rendo conto, ho il privilegio di vivere a Maser, che non è neanche il mio paese di origine, perché io sono originaria di Ormelle, poi ho sposato uno di Maser e quindi da 26 anni abito a Maser e sono davvero sempre, ogni giorno mi stupisce, mi incanto a guardare i paesaggi, e anche abbiamo la villa di Maser, ovviamente patrimonio dell'UNESCO, ma abbiamo anche altre 14 ville private, ville venete, iscritte proprio all'Istituto regionale Ville Venete. E poi abbiamo la ciliegia, perché ci conoscono tantissimo per la ciliegia. Questo mi è commosso, un filmato di qualche anno fa. Il produttore è scomparso da pochi mesi, il signor Zandonà, ed è bello averlo visto, perché è stato proprio lui nel 90-91 a voler istituire la mostra della ciliegia di Maser, che quest'anno siamo alla 33esima edizione. Ovviamente abbiamo sospeso anche per il Covid, un anno o due, e che mostra che verrà inaugurata domenica 25 maggio. E quindi quel filmato avrà 10 anni sicuramente, perché anche il presidente della Proloco, che saluto, è l'ex presidente, l'attuale presidente è Claudio Crotti, e con questa ciliegia, abbiamo visto tutte le ciliegie di collina, in questi 10 anni è anche cambiata la produzione, perché è un frutto molto delicato, matura, e quando è maturo va colto. Se in quei giorni c'è pioggia o gelate, oppure quando durante la fioritura c'è stati dei problemi. Abbiamo avuto poi anche qualche anno fa una grandinata proprio 2 giorni prima della mostra, e quindi seriamente la mostra non è stata fatta perché non c'era il prodotto idoneo per essere venduto, perché so che in altre mostre le fanno lo stesso. Maser invece assolutamente quell'anno ha detto non si fa, non c'è prodotto. Non è possibile. E quindi dicevo anche la coltivazione in collina è diventata molto impegnativa e difficile, e quindi abbiamo una serie di coltivazioni più in pianura, perché Maser è metà collinare e metà pianura, quindi nelle zone di pianura si riesce a gestire meglio questi impianti di ciliegia. E adesso dobbiamo anche affiancare la produzione dell'olio, che è un prodotto di nicchia ma che ha delle caratteristiche organolettiche, che vince su tutti i concorsi al quale viene presentato, ottiene ottimi riconoscimenti. Però dico, è una produzione di nicchia, però c'è un futuro. Un po' alla e volta. Poi Villa di Maser, che ha avuto anche una serie di ristrutturazioni, è stata beneficiaria anche, seppur essendo una villa privata, di un fondo PNRR per sistemare tutti gli esterni, e adesso è aperta, quindi anche là se venite a Maser e questo gioiello vi stupirà, questa villa stupirà. Allora, prima di andare dalla sindaca Guadin abbiamo Nadia in linea. Ciao cara Nadia. Ciao Mirella e buongiorno alle signore. Buongiorno. Niente, volevo dire, siete presenti voi questa mattina. Allora, volevo farvi presente. Io ho un marito con demenza. Io sono stata l'anno scorso diagnosticato un tumore al seno, fatto le chemio, e sono io che assisto mio marito. Abbiamo fatto domanda per avere, che ho saputo per vie traverse e da altra gente, non dagli uffici competenti, che avevo diritto a un contributo dalla regione, 120 euro al mese. Non so se vi sembra tanto per assistere una persona 24 ore su 24, perché devo fargli tutto, dargli le medicine, colazione, vestirlo, e come me ce ne sono tante. Però
se avevo la salute lo potevo affrontare anche meglio. A me è capitato questo e devo affrontarmi. Devo gestirmi la mia malattia e anche quella di mio marito. Non so se vi sembra giusto. Da novembre che attendo la chiamata dalla Madonnina per l'aggravamento e ancora tutt'oggi devo ricevere niente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, questi sono i problemi che veramente si vivono nelle famiglie, specialmente se non c'è un aiuto che dovrebbe esserci. Quello che dicevo prima, io devo avere quello che mi aspetta di diritto e quello che aspetta Nadia è un diritto che dovrebbe essere dato, ma non ne veniamo fuori. Allora andiamo a sentire cosa ne pensa, ecco, questa sindaca, perché anche lei ha le ciliegie. Andiamo a vedere queste ciliegie, queste foto che ha mandato, che così, guardate che belle anche queste. Sa che la sindaca Benedosso non sapeva che anche voi avevate le ciliegie. Vedete che bello che è incontrarvi, farvi conoscere. Abbiamo la mora di Cazzano noi. Prego sindaca, allora che ciliegie stiamo vedendo? La mora di Cazzano. Anche la mora, anche loro. Ecco, vedi? Sì. Perché si chiama questo paese a questo nome, Cazzano? Ecco, da dove deriva questo nome, sindaca? Perché all'epoca, tantissimi anni fa naturalmente, questa era una zona boschiva e dove si praticava tantissimo la caccia, soprattutto la caccia al cervo, e quindi se lei vede, ha modo di vedere il logo del nostro comune, infatti porta la testa del cervo, insomma. Perciò Cazzano di Tramigna deriva appunto da questa origine della caccia. Sì, il Tramigna è perché noi abbiamo la fortuna e la bellezza di avere nel centro dell'abitato una risorgiva naturale dalla quale nasce il fiume Tramigna, che scorre fino a Soave e poi si immette nell'Alpone, nell'Adige, eccetera. Quindi è una particolarità molto che non tutti i comuni hanno la possibilità di avere. Come potete vedere dalle foto, il nostro laghetto, all'interno è posizionata una statua di San Giovanni Nepomuceno, e c'è pure la presenza di un cigno che vediamo se riusciamo magari a trovare una compagna di viaggio nei prossimi anni, insomma. È un bellissimo territorio il nostro. Molto era una volta chiamato alla Valle dei Ciliegi, la Val Tramigna. Attualmente qualche agricoltore mantiene ancora la produzione delle ciliegie, però ha avuto più il sopravvento la coltivazione delle viti, vista la presenza della cantina, diciamo la cantina sociale, che si chiama Cadis 1898, che ha 2200 soci, quindi ha avuto il sopravvento la coltivazione delle viti, e abbiamo pure la coltivazione dell'olivo, come potete vedere, per la quale facciamo la festa dell'olio a novembre. Per le ciliegie invece la prima domenica di giugno di ogni anno festeggiamo la mostra provinciale delle ciliegie veronesi, dove vengono effettuate anche le premiazioni in base alla bellezza, alla bontà, alla presenza delle ciliegie che vengono portate dai vari produttori. Intanto complimenti anche per la sua preparazione. Avete visto queste sindache come sono preparate? Lo sapete che battete anche gli uomini, molti sindaci. Quando faccio la domanda del paese vedo che si irrigidiscono perché non tutti sono preparati. Allora, ma si dice... Però avete sentito la preparazione che hanno, tu puoi fare qualsiasi domanda a queste donne, guardate che veramente sono uniche, io lo dico sempre, non c'è niente da fare, queste siamo, dobbiamo veramente far capire agli uomini che la scala dobbiamo salirla anche noi, non solo loro. Viva le donne, dai, possiamo dire viva le donne. Viva le donne, veramente. Siamo impegnate su più fronti, non ci arrendiamo mai. È vero, siamo organizzati in maniera diversa. Ma anche io mi trovo bene a lavorare con le donne, veramente le trovo molto, sì, senza tante chiacchiere, non so se la mia collega, però anche quando ci troviamo in conferenze, siamo molto più concrete, quindi sì, però vede, andiamo sindaco, subito al problema. Però vede, sindaco, qual è il problema? Il problema è che
il timone lo deve tenere una con le scatole, ma proprio con le scatole. Perché se niente le altre donne vedono che c'è un piccolo cedimento, non si va da nessuna parte. Tenere in piedi la squadra non è semplice con le donne, però se queste donne vedono che al timone c'è una persona veramente determinata, seria, che capisce il problema e lo vuole portare avanti assieme, non ce n'è per nessuno. E là il problema, mica facile questo, però vedete che se siete stati anche rieletti il motivo c'è, perché vuol dire che la semina è stata fatta. Un'altra cosa importante invece che volevo discutere con voi è proprio la storia del turismo. Scusi, Mirella, io siccome ho sentito Nadia, sì, ma prima finiamo, dopo però rispondiamo a Nadia, ritorniamo là, ma ci mancherebbe. Okay, però volevo tornare finire proprio, visto che abbiamo visto anche le immagini, la storia del turismo. Perché non ci conoscono come dovremmo conoscerci? Lei stessa l'ha detto che non avrebbe mai immaginato di sapere che c'era un'altra Mora. E sì, non è che siamo chilometri di distanza. Come mai non riusciamo ad esprimere quello che è bello del territorio e farlo visitare? Perché se non c'è il passaparola non è che funzioni, perché a me piace invitare questi sindaci di questi paesi che vado a pescare per far capire, avete visto che territorio che abbiamo? Lei l'aveva visto, avete capito? Molto bello, infatti tra di me ho detto farò un giretto, andrò a vederlo. Cosa si potrebbe fare per riuscire veramente a fare squadra anche tra di voi per promuovere il turismo? Perché se aspettiamo i governi, la politica che cambia in continuazione, cioè non ne veniamo fuori, vediamo i risultati, però questi sindaci avete visto e fanno vedere e investono e la ciliegia e l'olio, cercano anche di copiarsi e vedere cosa funziona nel territorio, la bellezza del territorio. Prego Benedetto. Noi ci stiamo dando da fare prima con l'IPA Terre Asole Montegrappa, l'intesa programmatica di area che raggruppa, adesso non mi ricordo, una quindicina di comuni e quindi lavoriamo molto assieme. Anche domenica scorsa abbiamo organizzato, dato disponibilità, dato una mano alla strada del vino Asolo Montello, che è una strada turistica, ecco, e si chiama strada Asolo del vino Asolo Montello perché promuove sì i vini, però queste strade sono state istituite con normativa, con la legge nazionale che riguarda il turismo, perché queste strade percorrono un territorio. La fermo un secondo perché abbiamo Elda da Varago, se no mi cade la linea, ma poi riprendiamo. Dobbiamo andare anche in pubblicità con Forà stamattina. Vai Elda, mamma mia, vai Elda. Ciao Divella. Ciao. Ciao, ascolta, no, sarei venuta io, ma siccome ne emoziono e poi mi devo fare accompagnare, figurati. Volevo dirti una cosa, le tue trasmissioni sono una migliore dell'altra, per poi tutto quello che tratti, guarda, è una cosa che mi vengono, posso dirlo in dialetto, i penoti, un po' perché i problemi io li vivo in persona. Volevo dire, visto che fai tante cose immense, parlatene là con le sindache, fate qualche cosa di più per questi comuni riguardo il volontariato, che è difficile. Guarda che qua a Macerata la situazione, per quanto mi riguarda, è grave. Elda? Non riesci a trovare... Vai Elda. Sì, insomma, fate qualche cosa, care. Vi sento parlare di problemi che chi li ha sulla pelle, guarda, sono emozionata, anche perché non cammino, vado fuori qui a fare la spesa, ma sono in difficoltà e avrei bisogno a volte, io non do colpa alle assistenti sociali, sai, perché sono veramente, fanno quello che possono, però qua a Macerata è un disastro, io non so in giro come stanno le cose. E vi ringrazio, care sindache, fate qualche cosa, perché c'è gente che è abbastanza disperata, non ha solo i problemi, magari il problema della casa, gli affitti alti e altri problemi. Aiutateci. Grazie cara Elda, allora andiamo proprio a toccare questo argomento che diceva anche la nostra Nadia prima, che sappiamo, però prima di tutto devo andare in pubblicità. Sentiamo
Sentiamo cosa dicono queste due sindache ospite questa mattina, Claudia Benedò, sindaco di Masere, e Maria Luisa Guadin, sindaco di Cazzano di Tramigna, provincia di Verona, per far capire l'importanza della vicinanza di queste persone alle fragilità. Avete sentito anche Elda che ha appena chiamato in supporto a quella che aveva detto Nadia. Abbiamo parlato anche di turismo, di tante cose, perché veramente loro non sanno più cosa fare, dove andare a parare. Quelli sono i numeri che hanno e da là non si scappa. Prego Benedò. Sì, io volevo appunto rivolgermi a Nadia, se ci sta ancora ascoltando, dicendo che il Comune deve dare una mano a questa situazione qua. Mi sembra, adesso poi sì, il contributo della Regione per i caregiver dipende anche dall'ISEE, che è l'indice della situazione economica che uno ha, quindi bisogna vedere proprietà, un po' di tutto si vede, conti correnti, pensioni o d'altro. Ovviamente ho capito che lei sta aspettando per l'aggravamento, quindi avere l'accompagnatoria, e quello è la cosa fondamentale. E anche qui io farei una telefonata al sindaco che chiami il responsabile del servizio ULS per dare una mano per questa situazione. Guardi, sindaco, mi dispiace dirglielo, ma l'abbiamo fatto, io l'ho aiutata, il problema è che la burocrazia è quella. Conosco benissimo, anzi l'ho indirizzato, ho fatto sì che riesca a avere anche delle risposte, però si ricordi che io qui dove è seduta lei ho avuto una persona che ha tentato ben 2 volte il suicidio, una donna, che ha detto: nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9 ne ho. E non ho nessuno. E non ho nessuno. Ecco, se non fosse Mirella che mi dà la borsa della spesa, che cerca di aiutarmi, io sono mesi che non sento nessuno. Allora non è la Mirella che dovrebbe muoversi, scusami sindaco, visto che 9 persone sulla carta dovrebbero occuparsi di questa creatura fragile. Sindaca Guadin, cosa dice? Forse nella carta abbiamo tanto, è come nella Costituzione, la Costituzione dice tante cose, ma poi alla fine ci ritroviamo con un pugno di mosche. Prego. Purtroppo è vero, come sempre le idee sono tante, ma dopo portarle a termine diventa un problema. Peraltro anche noi ci siamo trovati, per esempio, parlando della questione nel dare supporto economico a qualcuno che ne aveva bisogno, abbiamo anche ritoccato le fasce di ISEE per poter abbassare il limite e quindi poter andare incontro, alzare il limite per andare incontro ad altre esigenze. È un problema. Un'altra volta mi è capitato che una signora aveva un problema con l'INPS. Mi sono permessa di fare una telefonata, mi sono sentita rispondere però che c'è una questione di privacy e deve essere interessata che se ne occupa. Al che ho trovato un'altra soluzione, ho raggirato un po' il problema, ho incaricato altre persone a seguire la faccenda. Ecco, a volte questa burocrazia che ci lega le mani, noi vorremmo, perché vorremmo fare molto di più, ma creda che siamo molto spesso frenati da normative, burocrazia, mancanza di personale, come dicevo prima, quindi diventa veramente difficile. Peraltro, per portare un esempio, da 2 o 3 anni nel nostro comune c'è un imprenditore che non è di Cazzano, che sotto le feste di Natale ci rifornisce di pacchi alimentari da distribuire alle persone in difficoltà. Allora, il primo anno ho pensato subito perché non posso dare qualcosa di questi beni alimentari molto comuni anche a qualche persona che vive sola. E quindi ho ripartito con l'assistente sociale, abbiamo ripartito tutto il materiale pervenuto, dando priorità a famiglie extracomunitarie che hanno problemi, chi aveva 2 o 3 figli minori, chi aveva difficoltà di vario genere, diciamo, però ho inserito anche queste persone, signore vedove che vivono da sole, che tante volte vedo per strada, altre volte no. Quando ho fatto consegnare quel piccolo pacco di cose alimentari, sono rimaste meravigliate perché ho mandato il messo comunale, il messo l'operaio, a consegnare.
quando una signora l'ho trovata per strada poi, ben quasi le veniva da piangere per ringraziarmi di quello che ho fatto. Dico, guarda, non ho fatto niente di straordinario, ho solo pensato anche a te, perché il Natale comunque è una festa che si dovrebbe vivere in famiglia, però i figli vivono da un'altra parte, il marito è mancato da qualche anno e quindi ho fatto un pensiero anche verso queste persone, che il famoso regalo di Natale, ecco. Quindi ho avuto soddisfazione nel fare questa cosa, perché dico, forse ho fatto un pensiero buono, insomma. Molto buono, sindaca, per quello adesso, è stata rieletta, molto buono. Io vedo molto che gli anziani buono. Sono per dire assenti nella vita del paese, no? Perché comincia a fare caldo e quindi si rintanano in casa. Io dico, allora sto organizzando una serie di serate teatrali o di musica eccetera, per fare in modo che loro possano uscire di casa almeno la sera e partecipare a questi eventi che sono prendere, però, leggeri, simpatici di vita comunitaria, sindaco. Ecco. Quindi spero e confido che questa possa essere una delle motivazioni per portare le persone anziane nel nostro paese e stiamo pensando per esempio a creare un campetto per il gioco delle bocce per gli anziani che generalmente si mettono fuori al bar, bevono un bicchiere, 2 bicchieri eccetera e non hanno altro. Spero di riuscire, riqualificando quell'area che abbiamo destinato, creando questo gioco delle bocce, di riuscire a dare una motivazione in più, però anche più costruttiva, ecco, dal punto di vista sociale. Insomma, sindaco, noi tutto ci impegniamo bello, anche per fare qualcosa, però per qualsiasi cosa ci vogliono i soldi, altrimenti le idee noi le avremo anche, però se non hai i soldi, se non riesci a trovare i fondi, se non ti arrivano, tutto va in fumo. Sì. Allora sindaco, lei non mi sentiva, ma io gliel'ho detto 3-4 volte, tutto bello quello che sta facendo, complimenti, però molti anziani, anzi direi diversi, dobbiamo andarli a prendere, che da soli non arrivano. Io delle volte ho i sindaci che dicono appunto ho fatto, poi mi arriva la telefonata, sindaco io non sono riuscita a venire perché nessuno è venuto a prendermi, capite che forse bisogna fare qualcosa in più, visto che abbiamo la possibilità con le associazioni di volontariato, perché quelle che hanno il campanile grande, hanno pulmini, hanno la possibilità di aiutarvi in questo, perciò basta solo che ognuno sa, come ho detto prima sindaco, basta sapere chi fa cosa ed ecco che abbiamo risolto il problema anche per quelle persone che fanno fatica ad arrivare perché i figli non ci sono, nessuno li accompagna, una volta c'erano i cortili, adesso abbiamo perso tutto, prati, cortili, tra condomini non ci si conosce neppure, capisce bene che forse quel passo in più è proprio di andarli a prendere, come quei ragazzi, bisogna andarli a prendere. Comunque creda che è difficile lo stesso. Lo so. Perché la maggior parte del volontariato, allora, se si parla di proloco, di associazioni così, sono persone giovani che hanno famiglia, che hanno il lavoro e quindi a volte fanno fatica a fare qualcosa in più, per la verità. Almeno sto vedendo in questi ultimi anni. Contare su persone anziane e ancora però più attive, mandarle in giro da una parte all'altra, il nostro è una zona anche un po' collinare così, con l'uso della macchina, se si fanno male, se si fa un incidente. No, sindaco, guardi che ci sono associazioni che possono aiutarla tranquillamente, sindaco, glielo do io i numeri se vuole, abbiamo associazioni, mi dice di sì anche la sindaca Benedos, che possono aiutarla se la Proloco non riesce a fare questo, guardi che si può fare perché le abbiamo, fortunatamente le abbiamo, non si conoscono, questa è la dimostrazione, Benedos del sindaco Gualin che dice se la Proloco non me lo fa io da chi vado. Prego allora, come ci saluto, ormai ha visto che come proprio è corsa allora veloce, prego Benedos. Grazie a Mirella che ci mette a nostro agio. E chiudiamo sull'argomento anziani, ovviamente che sono anche la categoria che ci sta più a cuore, oltre ai giovani, perché ne avremo da parlare dei giovani, anche tutto quello che vediamo o no. Ma loro non
una vita davanti, Sì. diversamente i giovani stanno atterrando, esatto, perciò sì, bisogna sì. avere un occhio di riguardo. Certo, quindi io dico che la penso magari un po' diversamente dalla collega Maria Luisa, che per poter essere sempre più presenti e dare anche più servizi ai nostri anziani, unire le forze tra comuni sarebbe fondamentale. Io capisco che nessuno vuole rinunciare alla propria identità, però dobbiamo fare anche delle scelte, seppur dolorose. Io vedrei favorevolmente, ecco, l'unione, la fusione, ma più che altro l'unione di servizi, quindi coi comuni limitrofi gestire assieme, e ci stiamo provando i servizi sociali, vabbè, la polizia locale lo facciamo già, la protezione civile, che è un altro capitolo di volontariato, e anche i servizi tecnici, i lavori pubblici, la progettazione, gli stipendi, il bilancio, cioè al cittadino non cambia nulla, ecco, non li vede neanche i nostri bravi ragionieri che abbiamo nei comuni, quindi io auspico che, siccome poi dipende dalla volontà, come ha detto Maria Luisa, di tutti, se non c'è la volontà politica, che ci sia una normativa nazionale che obbliga i comuni sotto i 10.000 abitanti, secondo me, di unire questi servizi, almeno quello. Però se c'è una legge nazionale che lo obbliga, magari ci sarà qualche mugugno, però alla fine dopo ci si adegua. Vero? Però anche in regione qualcosa di più si potrebbe fare. Anche la regione dovrebbe darsi da fare, sì, questo bisogna sì. dirlo. Sì, perché, però perché sa, passare speriamo sempre... nell'autonomia, ecco. Dai, io ci spero ancora, anche Lei se ci spera ancora. Ormai tutti hanno perso la speranza, io invece ci spero ancora. Lei ci spera ancora. Sentiamo come ci saluta Maria Luisa Guadin, sindaco di Cazzano di Tramigna. Prego, sindaca. Sì, intanto ringrazio per questa opportunità di poter aver potuto esprimere le nostre difficoltà, le nostre cose che facciamo ben volentieri, insomma. Speriamo, ecco, riguardo l'unione e la fusione dei comuni, la nostra problematica, essendo comune piccolo, da parte della cittadinanza è recepita come una questione: tu diventi una frazione di un qualcosa di più grande, dove mentre adesso il problema piccolino, tipo della gestione del territorio, viene subito fatto portare alla conoscenza del sindaco, dell'assessore, eccetera, nel comune grande, e viene risolto non dico nell'immediato, ma in tempi molto brevi. Se tu sei frazione di un agglomerato più grande, il tuo problema chissà quando verrà preso in mano, perché non sarà l'unico, ma ce ne saranno tanti altri, e quindi è visto soprattutto come una mancanza di funzionalità del territorio. Ecco, per dare un servizio immediato al territorio tu devi intervenire quanto prima. Con l'unione, la fusione, non lo so, ecco, proprio perché il mio comune comunque è piccolino. Peraltro abbiamo già una convenzione per la protezione civile con l'associazione dell'altra vallata, abbiamo comunque la polizia locale che non abbiamo in convenzione, ma ci paghiamo con un piccolo contratto di lavoro a parte, i servizi sociali siamo riusciti a fare l'assunzione. Abbiamo il segretario in convenzione il segretario comunale in convenzione con un altro comune più grande, insomma, dove è possibile cerchiamo comunque di grazie sindaca, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, devo dare la parola anche a Gianfranco Valeri da Cessalto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno alle signore sindaci. Ecco, non potevo non parlare, non telefonare. Mirella, sa quanto a cuore, quanti anni è che io telefono che i comuni piccoli devono informarsi, se no i servizi non li danno. Ecco, chi ha fortuna di abitare su un comune grosso ha tutto, chi ha la sfortuna di abitare su un comune medio piccolo non ha servizi e ne avrà sempre meno. Ecco, l'avete visto come vi tagliano fuori anche quei bandi, quel PNRR, che praticamente voi non avete le strutture per fare certe domande e praticamente soldi non ne prendete. Ecco, noi dobbiamo arrivare a questa formazione, poi i campanili rimangono, cioè non è che sia un antagonismo, si deve dare più servizio al cittadino,
Poi guardi, quando lei sindaco ha parlato di unificazione delle votazioni, anche lì sono perfettamente d'accordo. Si immagini che siamo nel 2025 e spendete solo dei soldi di mettere fuori i tabelloni elettorali, smonta, e lei magari non ha i soldi per tappare una buca. Signor Sindaco, lei ha parlato che mi ha aperto il cuore, perché queste osservazioni le ho fatte ancora 10 anni fa, minimo 10 anni fa, quando vedevo che i comuni piccoli andavano allo sbando. Ecco, volevo solo ringraziarla perché ha aperto questa strada. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie a te caro Gianfranco, proprio un saluto velocissimo da Claudia Benedò, sindaco di Masè, perché non ho più tempo. Come ci saluta, sindaco? Io saluto tutti e sono vicina soprattutto alle signora Nadia e Elda, ecco, quindi vi sono vicina, vi capisco e vorrei appunto che qualcosa succedesse, speriamo. Io vi invito anche a visitare il comune di Masè, ecco qua, che magari qualcuno non conosce, e ringrazio tantissimo Mirella per questa occasione, grazie. E mi complimento per la trasmissione. Grazie veramente, grazie a queste due sindache, queste due donne toste che veramente hanno le idee chiare su quello che si può fare e anche quello che non si può e non si deve fare. Grazie pubblicità. Adesso altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Don David Berton, parroco di San Biagio di Calalta, grazie di essere qui, assieme a Antonella Gaston, cooperativa La Zattera, che è anche psicologa. Allora, buongiorno. Grazie intanto a tutti e due i miei ospiti. Allora, ieri ho avuto Don Giovanni Kirchner che si parlava di questi bambini portati alla moschea. Con questa preghiera è successo il finimondo. Io mi sono permessa di dire una mia riflessione, poi a caso ognuno fa le sue, che secondo me non è questo il problema. Il problema è la solitudine, l'aiuto alle persone diversamente giovani, a questi ragazzi che hanno perso il lume della ragione perché non li ascoltiamo più e hanno il nemico dietro l'angolo che è la droga, l'alcol e tutto quello che più, o il gioco d'azzardo. E invece si punta su una cosa che a mio avviso tutto sommato poteva anche passare e senza avere questo scalpore. Ecco, io penso che il politico magari dovrebbe rispondere più a Nadia, che ha detto prima ho il marito con una demenza senile, io sono stata operata da un tumore, ho fatto la chemio e non ho nessuno che mi aiuta, nonostante nella carta dovrei avere queste persone. Oppure Elda da Varago, perciò qui vicino a noi, che ha detto siamo di una solitudine incredibile, nessuno ci ascolta, si è rivolta alle sindache e ha detto aiutateci voi, cercate di darci l'ascolto. Le sembra che questo era un problema per arrivare a livello nazionale per questi, cosa erano, 20 bambini che sono portati in una moschea, perché sembra che all'improvviso ognuno cambi la religione solo perché questo bambino è andato. Lei come la vede? Anche se siamo profondo nord, le cose vanno spiegate a mio avviso molto bene, perché quelli che magari protestano sono quelli che vanno in chiesa 2 volte all'anno magari e non sanno neanche cosa vuol dire la parola messa, che poi lei spero la spieghi, perché veramente qualcuno, sono andato a messa e non sa neanche cosa vuol dire la parola messa. Questi sono i nostri nuovi cristiani. Allora è vero che chi protesta sono coloro che, come dici tu, magari poi alla fine in chiesa ci vanno 2 volte all'anno, questo è vero, come anche io penso che chi ha proposto questa cosa sia altrettanto gente che va in chiesa 2 volte all'anno, quindi non sa neanche che cosa ha fatto, nel senso che io non voglio scendere ovviamente, però metto un punto di domanda se effettivamente questa scelta a me hai ragione, il problema non sono i ragazzini, i 20 bambini, il problema è chi ha proposto questa cosa, perché secondo me da adulti bisogna avere un po' di lungimiranza, quindi sapere anche che una cosa del genere provocherà
una certa reazione. Allora evitala secondo me. Non c'è bisogno di questo per conoscere un'altra fede, per conoscere un'altra religione. Cioè la puoi far conoscere, mi pare che i nostri programmi ministeriali, i nostri insegnanti di religione, eccetera, non hanno mai escluso la conoscenza di un'altra fede. Però portarli così è l'adulto. Ecco, e allora dico, da una parte si muove una protesta enorme, ovviamente come tu dici magari anche esagerata, i problemi sono altri, però dall'altra parte, scusatemi, chi ha proposto questo poteva anche evitarlo, perché sappiamo che cosa si genera, ecco, secondo me, e non c'è bisogno di fare questo. Proprio perché magari appunto in chiesa ci vanno ben poco e secondo me la pratica religiosa ha un suo senso ben importante, quindi io pratico la mia. Se uno mi dovesse portare in moschea ci vado dentro volentieri a visitarla, non ho nessun problema. Non capisco mai perché i musulmani non si degnino, non vogliano entrare nelle nostre chiese, perché non è vietato, non è vietato. Possono entrare tranquillamente. Lo diciamo, non è vietato che un musulmano venga dentro. Piuttosto mi sento io un po' alle volte che certe volte ti trovi la porta chiusa se vuoi in un paese arabo, sono stato anche da poco e non posso entrare per visitarla. Poi voglio dire una preghiera al mio Dio, a quello che credo dentro una moschea, la posso anche dire, cioè, ma la pratica che io faccio non è la mia, non lo farei di vivere il rito come lo vivono loro, come loro giustamente non lo faranno perché non è il loro rito, certo. Non è la loro storia, non è la loro cultura, non è la loro fede. Ecco, io guarderei più noi adulti, perché secondo me c'è chi cavalca l'onda adesso e c'è chi l'ha voluta anche un po' provocare l'onda. Il problema è che non è mai il cittadino che provoca queste cose, è sempre la politica, perché il cittadino, io sono dell'idea e si è anche sentito, non è una cosa che lui avrebbe sollevato. Il problema che io sento anche dalle telefonate, i problemi sono altri, perciò io penso che anche la politica dovrebbe gridare quando chiama Nadia, quando chiama Elda e chiamano queste persone che sono in forte penso che difficoltà. La dottoressa ne senta, ecco, sentiamo appunto anche Antonella Gaston, cosa ne pensi Antonella? Allora, intanto io la lascerei, sono più sulla tua linea Mirella, perché non è un problema. Innanzitutto i genitori erano anche informati, per cui se quei 20 bambini sono andati in moschea è la responsabilità dei genitori, di chi l'ha proposto, eccetera. E non la vedo una cosa così drammatica da spenderci minuti di discussione. Giornali, telegiornali. Forse la più saggia è la signora amica che sta con mia mamma, che ci sta anche guardando, perché mia mamma si vede tutti i giorni la messa, i vari rosari eccetera in TV, e la signora che è con lei è musulmana e si vede i rosari e le messe insieme a mia mamma. E dice, lo chiamiamo in modo diverso, ma sempre lui è, per cui lo prego anch'io insieme a te. Mi pare la cosa più equilibrata e ovvia. Per cui io sinceramente tante polemiche anche sui TG nazionali per questi bambini che i genitori li hanno mandati, chi era contrario lo teneva a casa. E è più, secondo me è tutto studiato, nulla viene a caso, per cui anche come mossa per muovere discussioni politiche e spostare la questione da fatti più importanti e più urgenti, perché veramente ci troviamo in una situazione da un punto di vista sociale drammatica per alcuni versi, per le devianze, per le emergenze di aiuti che non arrivano, di supporti che non arrivano. Allora guardiamo un po' 20 bambini che stanno in moschea, che poverini, per loro non ha avuto sicuramente il significato e il peso che stiamo dando tutti noi. Per cui io lo lascerei veramente cadere così. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao e buongiorno. Ciao. Allora anche mi penso che una volta che che è una scuola parificata, i genitori è d'accordo, a conoscenza del problema sostanzialmente non esiste, o meglio non esisteria. Cioè mi reputo di essere ateo, che di più è impossibile, no? mi viene quasi a ridere, ma appunto per questo penso di poter affrontare il problema, l'argomento da un punto di vista più realistico. Cioè secondo me non è vero che sono i politici che segue questo problema, magari la popolazione lo può seguire con attenzione non grande,
ma però può seguire per il seguente motivo, cioè non è il discorso religioso che un bambino cattolico andava in una moschea islamica o via parlando, è che ormai la gente associa automaticamente la parola islamico a delle figure dei soggetti sociali come quei 2 marocchini che ha ucciso quel ragazzo a Castelfranco nel cafferia, un altro, cioè non è un discorso, cioè è problema religioso se lo fa, tra virgolette, le persone religiose, e dopo sta chiudendo, ma le persone normali, qualsiasi nella società, loro associa sempre di più, e qual è il rischio, associa sempre di più la figura dell'islamico con la figura delle persone che viene da quelle zone e che guardano gli altri, crea violenza, come che è capitato, ripeto, a Castelfranco, come che è capitato al 1° maggio che 3 tunisini si è messo a violentare ragazzi, cioè il problema non esisteria, ma la società purtroppo è allo sbando e quindi si rischia di arrivare a far sì che la gente questo problema lo viva in maniera, come dire, sentita. Grazie Vladimiro, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Andiamo a vedere invece questi genitori di questo ragazzo ucciso, veramente questi sono i problemi veramente, Don David, questi ragazzi che girano con coltelli o che vanno a prendere il coltello a casa, ecco, è diventata, che sono veramente pericolosissimi, oltretutto non li sanno adoperare, non li sanno usare, ecco, io dico sempre che preferisco trovare un delinquente bravo che non un ragazzino col coltello, perché sono 2 cose completamente diverse. Andiamo a vedere questo servizio di questi genitori. La giustizia sì. Si aspettate giustizia per Lorenzo. Mio figlio non torna più! Va bene, dopo ci sentiamo. La disperazione di mamma Ioana, straziata dal dolore a forza di chiedere solo giustizia per il suo Lorenzo che le è stato strappato a soli 20 anni. Insieme a lei il marito Vasile. Voglio capire e voglio avere una risposta giudiziaria, una risposta chiara dal magistrato di tutti quelli che stanno seguendo il caso. Lo avevano salutato sabato sera, 40 euro in tasca per trascorrere una serata in discoteca, ma Lorenzo non è più tornato. Puoi andare in discoteca troppo giovane, portarlo a casa su una bara. Lo zio Viorelle e il papà Vasile non si danno pace. Lorenzo è stato ucciso brutalmente con 5 coltellate. I ragazzi nordafricani con cui c'era stata la lite in discoteca per futili motivi hanno aspettato che il gruppo di Lorenzo uscisse dal locale per aggredirli. Loro sono stati là a seguirli dietro il muro, a aspettarli fuori. È stato un agguato? Un agguato che aspettavano che per dentro ore. I buttafuori li hanno buttati fuori. E loro sono stati pronti già con i coltelli là. E hanno preso 4 persone a pieno. Il papà si rivolge agli assassini del figlio. A loro gli dicono, anche ai suoi genitori, anche a loro come i figli, non prendere un'arma bianca che dopo, come ho sentito, aveva una lama più da 20 centimetri. Ora si attende nulla osta per la restituzione della salma per poter celebrare i funerali a Loreggia. Dolore. Ci aspettiamo la giustizia. Adesso è l'unica roba che ti resta. L'unica roba che ci resta. Sicuramente pochi anni starà dentro. Pochi. Lorenzo era un ragazzo sorridente, dopo gli studi aveva lavorato con il papà, da qualche mese era fermo per un problema alla schiena, ma aiutava in casa e aveva ancora tanti sogni da realizzare. La comunità di Trebaselega è scossa da questa tragedia, ha detto il sindaco Antonella Zoggia. L'amministrazione comunale ha fatto visita alla famiglia Cristea, ha spiegato la vice sindaco Pizzolo. Lorenzo era giovane, pieno di vita, con tanti sogni come tutti i ragazzi della sua età. L'amministrazione e tutta la cittadinanza sono accanto a tutte le persone che stanno soffrendo per la perdita del loro figlio, del loro calo, del loro amico. Allora, Don David, intanto un abbraccio a queste famiglie, perché è un dolore che non passerà mai, perciò un abbraccio da tutti noi. Come commentiamo? Cosa si può dire? Cosa sta succedendo? Fondamentalmente credo alla base di queste espressioni che commentavo proprio con la dottoressa mentre andava in onda il video, perché questa volta è successo
il più tragico, cioè la morte, un omicidio, il coltello, eccetera, ma quante volte ci sono queste regolamenti di conti, chiamiamole accese discussioni che arrivano anche magari a spintoni, a violenze, eccetera, che magari passano ovviamente inosservate, non hanno la ribalta dei media, perché ovviamente sono, appunto, ormai ci siamo abituati, ma ce ne sono tante. Questa volta è purtroppo successo il peggio e quindi c'è un eco anche sui media notevole. La mancanza di valori autentici, veri, la spinta che continuiamo a dare a questi giovani verso queste forme, quindi chiamiamola pure indottrinamento, li pompiamo, li spingiamo attraverso i social, attraverso i programmi che vedono, attraverso i film che hanno, eccetera, vanno tanto per imitazione. Io sono convinto, ma perché semplicemente mi baso sulla mia esperienza, di quello che pensavo, di quello che credevo quando ero più giovane e che cosa poi si matura col passare degli anni e delle esperienze, quindi sono immaturi, non sanno che cosa vuol dire un coltello in mano. Non sanno che cosa vuol dire un coltello in mano e non sto giustificando nessuno, non sono neanche il giudice, non spetta a me, però certo che ragazzi che escono pronti subito alla prima discussione con una persona a risolverla in maniera così violenta, no, anche la soluzione è diversa, lascia stare, mi allontano da una compagnia che magari può diventare rischiosa, credo in altri valori e quindi non mi interessa entrare in discussione, soprattutto poi in una discussione violenta. Questo non riescono a farlo, cioè secondo me davvero è una piaga, io credo che la dottoressa qui ce lo dica ancora meglio, lavorando nel settore è vero, dei più difficili, dei più anche così emarginati, no, da un certo punto di vista della società. Però prima di chiedere a Antonella, volevo chiedere anche questo, Antonella, non è che concediamo un po' troppo, cioè l'orario di rientro a casa è il mattino ormai, arrivano ubriachi fradici, oppure strafatti o fatti, oppure anche sballati dal rumore, dall'eccesso di questa adrenalina che hanno provato, che può essere anche la velocità, non sempre sono ubriachi o sono drogati, ma corrono in maniera incredibile, si sentono degli eroi con queste ragazzine. Avete sentito quelli della Porsche, sono morti tutti e tre, 250 all'ora, Porsche a noleggio. Quando parliamo di valori non è che intendiamo solamente attenti classici che magari ci vengono in mente l'amore, l'amicizia, eccetera, perché questi ragazzi ti rispondono che credono in questi valori, non è che ti rispondono. Sono distorti, sono molto distorti. Sono molto distorti, ma quando parliamo di valori è anche altro, è anche l'aspetto del sacrificio, è anche l'aspetto della rinuncia, l'attesa allora, delle cose. Sentiamo Antonella, come commenti? Allora, secondo me io aggiungerei anche un po' una precisazione, nel senso, è vero quello che ha detto il Don, che non bisogna rispondere alle provocazioni, eccetera, però non dimentichiamoci che questi ragazzi spesso escono con l'intento di provocare, quindi non è una risposta a uno sgarbo che viene fatto, escono con l'idea di creare la rissa. Il primo che mi capita che fa uno sbaglio. Certo, ci sono anche poi appuntamenti che si danno sui social per andare, si danno appuntamento e se ne danno di santa ragione. Per cui è veramente l'abbiamo detto anche la volta scorsa che sono venuta, purtroppo mancano le figure di riferimento. Io adesso parlo non come cooperativa Zattera in cui sono volontaria, ma come psicologa dell'azienda sanitaria ULS nostra, dove vedo, appunto, mi occupo di questi problemi. L'altro è un altro aspetto della mia attività e mi trovavo a vedere ragazzine che venivano in terapia da me ragazzine di 14-15 anni che tornando non avevano orario di rientro, tornavano magari ubriache, non si può dare l'alcol ai minorenni e comunque arrivavano
si fumavano le canne, che era il meno rispetto a tutto quello che potevano provare nella serata, con i genitori a conoscenza di tutto questo. E la risposta dei genitori era: meglio che so, piuttosto che lo faccia senza dirmelo. No, non sono molto d'accordo su questo, nel senso meglio che no, non meglio che so, nel senso che poi c'era un lavoro di rieducazione anche dei genitori, perché i genitori sono molto assenti. Ferma Antonella, perché abbiamo Leone a Trebasele che poi riprendiamo naturalmente, se no mi cade la linea. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto io. Ciao. Leone, allora, io non sono tanto d'accordo con portare i bambini nelle moschee. Ancora le moschee. Perché se fosse la cosa reciproca, che i musulmani portano i loro bambini a vedere le chiese e noi portiamo i nostri a vedere le moschee, sarebbe accettabile. Ma siccome noi abbiamo la religione più bella del mondo, che predica di volerci bene, di amarci, di rispettarci, di aiutarci, per cosa dobbiamo cercare altre religioni? Io ho girato il mondo, sono stato nelle moschee più belle, la Blue Mosque di Istanbul, quella di Gerusalemme, va benissimo. Sono stato a vedere i templi buddisti in India, va benissimo. Però i bambini tu li lasci che crescano e poi sceglieranno loro la loro religione. Cioè non mi è piaciuta questa cosa. Poi quello che è successo a Castelfranco Veneto, mi sembra che ci sia un po' di omertà di stampa, perché chi ha coltellato mi sembra che siano musulmani. Non ho capito tanto bene, però a quest'ora avrei dovuto capire bene cosa è successo, invece non ce lo dicono tanto bene. Allora io dico, siamo cristiani, amiamo la nostra religione, amiamola perché è bellissima. Ciao Mirella, grazie. Grazie, vedi Leone, dopo sentiamo anche Antonella e Don. Il problema è che non sono stati portati i bambini e le scuole sono andate nella moschea. Un gruppo di 20 bambini con il consenso dei genitori, se no il bambino non lo puoi portare, sono stati accompagnati, ma è stato un caso che non doveva, quello che penso io Leone, avere il rumore che ha avuto, perché se fosse passato tutto liscio oggi non ne parleremo assolutamente. Se ne parla molto poco invece di dare spiegazioni a quello che sta succedendo di gravissimo, che sono questi ragazzi che si uccidono tra di loro. Mirella, quello che è accaduto qui adesso con la telefonata di Leone è quello che accade nella... Allora, noi siamo qui che parliamo della drammaticità dei nostri ragazzi che escono la sera e non sappiamo poi se ritornano e come ritornano, visto quello che c'è in giro, e la telefonata che arriva torna sulla moschea, sui bambini che vanno in moschea. Allora, concentriamoci, è come se l'attenzione va su queste cose che, con tutto il rispetto, è chiacchiericcio alla fine, perché dice abbiamo la religione più bella, ma sono convinta. Non saremo credenti. Sono convinta che la nostra religione è la più bella, ma non tolgo nulla alle altre, perché ognuno, io tolgo a chi non rispetta l'altro, a chi usa violenza, a chi non rispetta neanche quelli delle altre religioni, perché siamo tutti fratelli in qualche modo. Però non dobbiamo andare a... cioè nel momento in cui stiamo parlando del dramma dei ragazzi, del ragazzo morto, la telefonata che arriva senza togliere, cioè quello che è accaduto con Leone è quello che accade fuori nella vita. Torna alla moschea, perché è più facile andare a parlare di una cosa così piuttosto che parlare delle cose drammatiche che accadono e cercare di pensare anche cosa fare. Maurizio da Conserve, poi andiamo dal Don. Vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno al Don e buongiorno alla signora. Buongiorno. Allora, io naturalmente non voglio prendere il suo posto, cioè non voglio rubarle il suo lavoro,
Ecco, però che cosa ha detto Dio a Mosè? Ha detto: io sono il Signore Dio tuo, primo, non avrai altro Dio all'infuori di me. E già qui è tutto detto. Allora, vi siete mai chiesti per quale motivo i musulmani non vengono nelle nostre chiese? Perché noi per loro siamo degli anticristo, ok? Ci odiano, c'è l'odio purtroppo. Io non mi posso confrontare con quelle persone, padre, mi scusi, ok? Ci sarà il buono e il cattivo dappertutto, però io con quelle persone lì non mi posso confrontare, ok? Ecco, anche perché Gesù ha detto tanto tempo fa, secoli fa, che di professare un solo battesimo, uno solo, no? 1000 cose e quant'altre religioni, per carità. Ecco, quindi io, per me, la mia fede è questa. Io sono cattolico, ok? Ho visitato anch'io tanti anni fa le moschee, però che cosa è successo? Che si ti vedevano col crocifisso, che c'erano delle persone che lo facevano togliere, se no non entravano. Grazie Maurizio, fammi rispondere, se no non ce la facciamo. Prego, Don. Sì. No, beh, anche per me il Dio è uno, il mio, però rispetto anche gli altri. No, infatti, allora, le posso dar ragione a questo Maurizio che ha chiamato, nel senso che è vero che ci sono delle teste calde. Nell'Islam è vero che hanno ancora il coraggio di scrivere certe espressioni anche da un punto di vista pubblico, diciamo, ecco, contro gli infedeli. Non siamo considerati anticristi proprio noi, siamo considerati casomai infedeli. È vero che ci sono delle teste calde, è vero che ci sono delle frange estremiste che si fanno anche sentire, magari non da noi, ma in altri paesi alcuni islamici estremisti ci sono, ovviamente. Poi sulla veridicità della fede, l'unico battesimo che lei ha interpretato, eccetera, dico qual è la posizione ufficiale della Chiesa. Cioè la Chiesa dice, ovviamente la fede cristiana ha la pienezza della rivelazione grazie a Gesù Cristo, però tutte le altre religioni come le dobbiamo considerare? Si vada a prendere i testi ufficiali del Magistero della Chiesa, dice, sono comunque da rispettarsi come espressioni sempre minori, ma espressioni della grazia di Dio, nel quale ci sono dei semi di bene che vanno colti, e in questo senso. Poi che io dovessi essere chiamato da un'altra fede, che sia l'Islam, che sia il buddismo, che sia qualche altra fede, sia chiamato a rinunciare alla mia perché devo aderire a loro, no, questo non ci siamo, non ci siamo. Io, come do rispetto, voglio essere rispettato, però ecco, attenzione, cioè, questa è la fede cattolica e sto citando un documento, la Dominus Iesus, ancora di Giovanni Paolo II, che diceva chiaramente questo, cioè che tutte le religioni diventano comunque un'espressione. Noi abbiamo avuto meglio e dovremmo essere coscienti la fortuna di avere l'espressione massima e la rivelazione piena in Gesù Cristo di Dio, ma non che le altre siano, perché sennò diventiamo, cosa facciamo? Anche perché torniamo al Medioevo. abbiamo avuto Papa Francesco che dialogava con le religioni, che ha aperto a tutti. Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, voglio dire che la settimana scorsa a San Martino dei Lupoli è successo che il capitello della Madonna della Salute è stato danneggiato, sporco di verde, cancellato la figura della Madonna, una cosa atroce proprio, perché guarda, una cosa, siamo arrivati a un livello, e dopo al centro commerciale 2 diversamente italiani hanno distrutto la macchina di quel signore, ecco, perché non ne hanno dato un'offerta. Distrutto 7.000 euro di danno. Grazie Mirella della telefonata. Allora, quello che però volevo capire anche con Antonella Gaston, che oltre a fare la psicologa anche dirige questa cooperativa, la Zattera, che noi abbiamo visto. Non dirigo, sono volontaria. Però insomma diciamo che hai le idee chiare su quello che si deve fare e non si deve fare, tanto è vero che sei venuta da grado, nonostante anche la brutta giornata. Vediamo le immagini a questa bellissima festa che abbiamo riunito le associazioni, il villaggio delle associazioni assieme
Silea. Quanto importante è aprire la mente anche per incontrare le associazioni di volontariato, capire chi siamo e cosa possiamo fare assieme, perché siamo molto divisi, l'abbiamo visto quel giorno, non ci conoscevamo tra di noi, è stato un piacere conoscerci, hanno partecipato più di 80 associazioni in una giornata che era tutta a dire, però serviva per conoscerci tra di noi. Ecco, cosa ti è rimasto di quella giornata? Vediamo anche le immagini, grazie, e rispondiamo anche a Mirella. Allora, quella giornata è stata bellissima e freddissima, cioè, è stato bello essere lì nonostante il cattivissimo tempo e essere in tanti, essere lì. Purtroppo il tempo non ha facilitato un incontro, ma uno scambio più di quello che comunque è stato fatto. Adesso la rifaremo a luglio, diceva Mirella, e speriamo anche di riuscire a organizzare una sorpresa ancora più bella a giugno. È fondamentale. Allora, in una società che sta vivendo un momento un po' di degrado, e vediamo, è importante coinvolgere più possibile anche i giovani nelle attività di volontariato. Andiamo alle immagini per cortesia della regia di Silea, grazie. Vai. Coinvolgere i giovani. Io ho visto tanti giovani in quell'occasione, tanti volontari che accompagnavano persone diversamente abili e diversamente giovani. Ecco qui le immagini, Eccoci Antonella. qua, le immagini di quella giornata che è stata molto molto bella. E è fondamentale conoscerci, è la rete delle associazioni. Allora, da soli, cosa diceva Papa Francesco? Nessuno si salva da solo. E lo stesso, noi associazioni, se lavoriamo pensando solo al nostro orticello, senza vedere il vicino e collaborare, creare eventi, creare attività, creare occasioni per condividere. Noi adesso il 17 maggio a Grado abbiamo la giornata di Baskin, che è il basket adattato anche alle persone con... E ci sono diverse associazioni che vengono, ma il Baskin, posso dirlo, a noi non ci interessa niente, a noi interessa stare insieme, fare festa, è un'occasione per divertirci. Io ho mandato, poi non so se le faranno vedere, le immagini, qualche video fatto col cellulare degli altri eventi che abbiamo fatto con questo, dove siamo tutti in campo, che partiamo dal basket, poi arriviamo al calcetto, poi arriviamo al ristorante, soprattutto, che ci sediamo e mangiamo e facciamo festa tutti insieme. Questa è la realtà bella che bisogna spingere, dove ci si trova. Eccole qua, queste sono le immagini di questi ragazzi, questo è dopo le fatiche. Questo è stato il Baskin fatto a Trieste quest'estate, guardate quanti ragazzi sono. Bellissimi. E è veramente bello. Allora, io amo il mio lavoro. Io sono volontaria di questa cooperativa da 3 anni e già in passato questa è stata la festa dello sport inclusivo a cui abbiamo partecipato a Udine, dove c'erano anche là tutte le associazioni che promuovevano lo sport inclusivo. Guardate qua poi il flash mob che hanno fatto alla fine, a ballare tutti insieme. Sono cose bellissime, ma si fanno insieme, dobbiamo imparare a fare insieme, perché da sole... Io gioco a pallavolo. Bravo. E quando facciamo la finale al CSI, c'è sempre il giorno della finale, quindi sono tutte le squadre presenti, tanti amici e anche simpatizzanti. C'è sempre una partita anche per le persone diversamente abili. Che è bellissimo. Noi cerchiamo di integrarci. Allora, è questa la cosa più bella, perché... E poi, dottoressa, lei forse ce lo spiega ancora meglio, siamo noi che creiamo la diffidenza e la barriera, perché
Tu penserai mica che il diversamente abile abbia il problema di venire verso di me? Dobbiamo correre perché il tempo è tiranno purtroppo in questa puntata, perché il tempo vola, però Don si fa fatica a fare squadra. Siamo molto chiusi, siamo molto campanilisti e quello che poi ne paga le conseguenze è il fragile, perché non riusciamo ad aiutare, perché siamo diventati così rabbiosi, così poco disponibili verso il diverso, verso la persona di colore. Ma quello che mi spaventa, Don, volevo proprio parlarne con lei questa mattina e anche con Antonella Gaston, è che non vedo il giovane che non accoglie il diverso, vedo le persone che hanno una storia di immigrazione, quelle più arrabbiate, quelle che fanno fatica ad accogliere, quelle che hanno provato la guerra, la fame, la sete, che vedono il diverso non come un'opportunità ma come un problema di disagio. Cosa è successo? Non eravamo così, Don, una volta? Non eravamo così. Allora secondo me c'è una forte spinta che viene dai social, da un punto di vista esistenziale e psicologico, se mi corregga se sbaglio, dottoressa, tutto spinge per una autoreferenzialità, e siamo il soggetto singolo, deve decidere tutto il criterio di valutazione di tutto sono io. Quindi se questo è il punto di partenza, ogni mia fatica, se posso, la elimino. La fatica che poi diventa anche la fatica di crescere, la fatica di costruirmi un futuro, di costruirmi una casa, se posso la elimino. Quindi questa cosa qui è deleteria. Cioè, la nostra società, la cultura che respiriamo, è una cultura fortemente autoreferenziale, individualista, per cui veramente pensiamo che la vera felicità alla fine me la do da solo e sarò felice quando sarò da solo, ecco, senza un altro. Tanto è vero che anche il tipo di relazioni è così. Il tipo di relazioni oggi come viene costruito, come viene posto anche ai nostri giovani? Fai finché dura la relazione. Come puoi parlare di una relazione da sposato, di un matrimonio che possa durare per sempre, scegliersi per sempre? Io, nella mia esperienza, i nostri che festeggiano 30, 40, 60 anni di matrimonio, non ho trovato uno nella mia esperienza che mi abbia detto a noi è stato tutto amore fin dal primo giorno fino a 60 anni di matrimonio. La fatica, il sacrificio, però quello ci ha costruito la scelta che abbiamo fatto giorno dopo giorno. Mi alzo oggi e dico oggi voglio stare con te per questa giornata, mi impegno ad esserlo. Se non mettiamo in conto questo, diventiamo per forza isole, sempre di più. Abbiamo diviso troppo anche qua. E poi secondo me, lasciami segnalare perché non voglio essere né campato per aria, poi alcune anche effettivamente le chiamo ingiustizie o cosa. Per questo chi ha provato anche l'immigrazione eccetera vede certe cose che accadono e dice non si può. Ma non è che abbiamo troppo diviso, nel senso che invece di parlare di persone abbiamo diviso l'uomo, la donna, il bambino, la bambina, il maschile dal femminile, invece di parlare di persone. Perché specialmente il mondo dei fragili è sempre stato etichettato, specialmente i diversamente agili, come li chiamo io, mongoloidi, le peggiori veramente parole che mai chiamarli per nome. Noi veniamo con le etichette. Uno dà via una bustina, diventa uno spacciatore subito, porta via una bottiglia, diventa un ladro, perché noi siamo bravi a dare le etichette invece di cercare di capire perché quella persona, indipendentemente dal colore, dall'età, dalla provenienza, ha fatto quel gesto. Noi etichettiamo, è un delinquente, viene fuori dal carcere, è già un delinquente, e magari una persona che vuole anche riprendere un percorso, ma come fa? Che se già quella l'etichetta. Cosa dice Antonella? Noi viaggiamo per etichette, sono dei pregiudizi enormi che poi sono quelli che sono alla base anche dei conflitti, delle aggressioni che vediamo in giro, dei pregiudizi rispetto al disabile piuttosto che lo straniero. Attenzione che io sono romana. I miei genitori
non è che sono arrivati su con la valigia in mano, sono venuti, avevamo una situazione solida a Roma, per una scelta di vita sono venuti qua, che c'era mio zio, io avevo 7 anni e ne ho 55, fate i conti un po', e io allora ero trattata da romana, aveva un'attività commerciale, per cui persone per bene, non quelli che arrivano Terrona. Quello che viene fatto ora con gli stranieri l'ho vissuto io da terrona. Alle elementari avevo i bigliettini in tasca, Terrona tornatene a casa. Ora il bambino di seconda elementare, chi è che gli dice, chi gli mette in bocca queste parole? A casa, certo, a casa. Ora, le etichette, ma io l'etichetta di Terrona me la porto avanti con orgoglio anche adesso, non è questo il problema. Il problema sono gli altri, sì, perché non è possibile. Antonella, però tu l'hai superato, il problema è che non tutti riescono a superare. Ma io l'ho superato. La rabbia aumenta. L'ho superato, allora, io ho un fratello più grande, di 5 anni. Mio fratello, quando giocava a calcio anche a livelli molto buoni, lui dava i calci in campo da calcio. L'ha superato i cori, terron, e sfogava così. Io da bambina di 7 anni magari tornavo a casa e piangevo. E poi l'ho superato perché ho una famiglia solida alle spalle, perché comunque abbiamo fatto delle scelte sul tipo di scuola piuttosto che altro, ma c'è chi non lo supera questo e ti rimane comunque questo senso di fragilità, di insoddisfazione che in alcuni si chiudono e altri diventa aggressione. L'aggressività. Ma allora la rabbia, ecco, come diciamo la fede può riuscire a mitigare questa rabbia, specialmente nel mondo giovanile, perché è quello che preoccupa. Perché sennò non ce la faccio a seguire i discorsi. Allora, Don, la fede e la rabbia. Ecco, può la fede diminuire questa rabbia nei giovani e soprattutto far capire ai diversamente giovani che il percorso può essere anche diverso, certo, un aiuto? Ma certo, cioè, è anche, secondo me anche un po' un mix tra noi due, certo, tra la scienza della psicologia, esatto, e la psicanalisi, e dall'altra parte, certo, la fede che ti guida, che anima il tuo cuore, che anima le tue scelte, eccetera. Sicuramente sì, perché una delle più belle esperienze, anzi l'esperienza di fede primariamente, è quella quando tu arrivi a scoprire, e non lo si fa una volta sola nella vita perché noi cambiamo, quindi ne abbiamo bisogno di ripetere questa esperienza, è quella di sentirsi amati per quello che si è. Da quel momento, quando tu abbassi le difese, abbassi anche la tua violenza, abbassi anche la tua violenza, cioè sentirti amato per quello che sei, come sei, e scoprire che puoi fare qualcosa di buono e di bello anche tu. Certo. Quindi la violenza a quel punto lì viene meno. Tante volte la violenza è proprio perché in fondo noi il contatto con noi stessi non ce l'abbiamo, certo, con la nostra profondità non ce l'abbiamo. Certo. E la fede, parlo da credente ma mi pare di capire che anche lei è credente, la fede, cioè, è quando arriva a questa profondità, cioè che senti un Dio che ti vuole bene per quello che sei, che ti valorizza, che i tuoi limiti, i tuoi sbagli, peccati chiamiamoli in spiritualità, possono essere perdonati, assolutamente sì, puoi ricominciare ogni volta e da lì comincia un cammino davvero, la violenza non ti serve più, Allora quindi, si può, sì. allora anziani travolti e lasciati a terra, caccia 2 pirati della strada. Ecco, ma si può fare una cosa del genere? Si può veramente riuscire a superare in quel momento quello che c'è nel tuo profondo? Cioè, ma come fai? Investire 2 persone, andare a casa e far finta di niente? Sì. Ecco, in quel momento non c'è più la fede, non c'è più il valore, non c'è più niente, ma come vive questa persona? Io da ottimista che sono, spero che sia stata la paura del momento e la redenzione dopo di tornare a costituirsi, da ottimista che sono. Altrimenti veramente questa è la fotografia del valore che diamo alla vita dell'altro e all'altro, ma è anche alla nostra, il valore che poi di riflesso diamo alla nostra vita. Come potrei io vivere con il peso di avere... peso della coscienza, ma dicono. Solo
aver ucciso una persona anche costituita, cioè senza fuggire, figuriamoci fuggendo, veramente non... La domanda che volevi fare... Che non ci dimenticheremo mai. Ma scherza, non... La più involontaria possibile, perché può succedere, comunque non te la dimenticherai mai. No, la domanda che volevo fare al Don è che, tornando ai miei 7 anni, le parrocchie erano piene di bambini che frequentavano la parrocchia, io stessa, i Boy Scout, piuttosto che tutte le attività. Adesso sono vuote, o comunque... Conferma? Diminuito. Alcune vuote. Diminuito. L'individualismo di prima, che citavo prima. Perché comunque questi... Poi ognuno sceglie, ripeto, se uno è credente manda i figli in parrocchia o piuttosto che in altre cose, però era un contenitore molto forte, molto la famiglia, gli oratori. Il forte individualismo, perché quando mio figlio preferisco portarlo perché lì diventa il più grande, diventa la soubrette, diventa il miglior calciatore, rispetto a una realtà nella quale invece ci mettiamo insieme e tutti sono uguali, e tutti rispettano la stessa regola e tutti non c'è. E allora andiamo a vedere invece quello che fa il Don a San Biagio, perché è bellissimo, è la benedizione delle arance. Guardate che è bellissimo. Andiamo a vedere, sì, andiamo a vedere. Cosa mi hanno filmato di nascosto? Una chiesa gremita di gente pronta a ricevere le arance benedette, una cerimonia che si ripete ogni anno per la festa del patrono. C'è una ricerca di spiritualità, direi anche di calma dell'animo, perché la gente arriva e dice: qui dentro riesco a respirare un po' di calma, a meditare sulla mia vita, sulle mie scelte, e questo credo siano veramente dei bei segni. Un momento significativo durante la liturgia per ricordare la figura del santo protettore della gola e il miracolo più importante che fece salvando un bambino che stava soffocando dopo aver ingerito una lisca di pesce. Per questo viene spesso raffigurato con candele intorno. Da qui nasce il rito: il sacerdote tocca la gola dei fedeli con l'imposizione di 2 candele incrociate. Mangiare le arance a tavola e spezzare il pane nelle nostre mense vuol dire portare a casa quello spirito che animò anche San Biagio nel farsi chicco di grano per la sua gente, cioè darsi tutto perché questo bene che possiamo seminare poi sappiamo si moltiplica e porta frutti abbondanti. La cesta con il pane e le buste con le arance benedette, una giornata di festa e tradizione. Tradizione è una cosa che la natura, l'arancia trasmette vitalità, vitamina, gioia di vivere, salute e benessere per la persona, quindi ti mette gioia, allegria, speranza per il nostro organismo, per la nostra vita, per il nostro avvenire. È da tanti anni una tradizione che, come benediscono il pane, anche gli aranci per San Biagio, sia a livello morale che fisico, perché San Biagio ci aiuti, ecco. Poi la Santa Messa e la consegna del pane e delle arance. Antonella Gaston era incuriosita da questo servizio che ha visto, chiedeva in continuazione: ma perché le arance, ma perché le candele? Vedete che bello vedere anche le tradizioni locali. Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Sì, ma la signora non si deve offendere perché la chiamano o la chiamavano Terrona, e noi ci chiamano Polentoni, allora cosa dobbiamo dire? Io sono orgogliosa, non mi offendo e non mi sono mai offesa. Ma scusa, nel senso che orgogliosa. Terrona vuol dire lavoratore della terra, non è un'offesa. Io ho 7 cugini a Bari, voglio dire. 7 cugini, e sono terroni perché aspettano sempre che gli altri facciano prima di loro, quello c'è anche un motivo, sa. E le dico sinceramente, Polentona vuol dire una che Polentoni sono quelli che mangiano e basta, ecco, diciamo. No, mangiano la polenta, non mangiano e basta. Che è diverso. Grazie Adriana, non ho detto riflessione di Adriana. Allora Don, questo rito bellissimo in occasione di San Biagio, vedete la fede, ecco la chiesa piena, veramente piena, anche se abbiamo visto diversamente giovani, però il Don diceva che ci sono anche i giovani che sono venuti frequentano. anche i giovani, il pomeriggio
pomeriggio, poi dobbiamo capire anche che l'occasione della festa, il 3 di febbraio, se capita di giorno feriale, i ragazzi al mattino non ci sono, vanno a scuola. Però al pomeriggio un gruppo di giovani sono venuti, sì. Ma bisogna far vedere queste cose qua. Se continuiamo nei nostri social, se continuiamo nelle nostre trasmissioni a far vedere sempre le cose negative, insegnano, si sedimentano dentro di noi. Per imitazione anche, cerchiamo di imitare il bene invece che il male. Invece se facciamo vedere le cose belle, che c'è la possibilità di fare del bene, poi la soddisfazione, e lei me lo dirà meglio ancora, cioè la soddisfazione di fare qualcosa di buono per qualcun altro, la vera felicità umana, mi hanno sempre detto, e ci credo, è rendere felice qualcun altro. Quando tu raggiungi questo, dopo aumenta il tuo desiderio, vai verso quella fonte. Se tu continui ad alimentare paura, la violenza, fai vedere solo questo vedi, ti spaventi, ti chiudi all'esterno e ti metti in difensiva subito. Allora vediamo cosa ha detto il presidente dei psicologi regionali in Veneto. Andiamo a sentire cosa ha detto su questo problema giovanile, sulla violenza giovanile. Le cronache raccontano di adolescenti e preadolescenti sempre più turbolenti. Poco più di una settimana fa la violenta lite in Piazza dei Signori a Padova, che ha coinvolto anche la polizia locale, con protagoniste delle giovanissime poi denunciate da parte dei carabinieri. A livello sociale effettivamente c'è un riscontro maggiore, si osservano maggiormente dei fenomeni di violenza giovanile che da un lato ci sono sempre stati, sono sempre avvenuti. In questa fase storica si notano, se ne parla e direi se ne parla fortunatamente di più, perché è un tema che va attenzionato. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme a gioco di squadra tutte le reti educative che vanno dalle famiglie sicuramente al sistema scolastico, e ricordo che purtroppo il sistema scolastico italiano è l'unico sistema scolastico che non ha figure di psicologia scolastica, di supporto scolastico che potrebbero riconoscere, prevenire e intervenire precocemente sui segni di disagio prima che aumentino, si cristallizzino e portino poi magari a comportamenti disfunzionali o complessi. Fondamentale non lasciare soli i genitori. I genitori vanno supportati per poter supportare, perché spesso anche i genitori sono disorientati rispetto ai comportamenti dell'adolescente o del giovane adulto, così come le realtà educative e scolastiche non hanno a volte gli strumenti adeguati. Allora abbiamo bisogno veramente di fare un po' di stati generali della gestione del disagio giovanile o del supporto ai giovani, che si trovano a gestire sfide emotive importanti in quest'ultimo periodo storico in maniera significativa, senza quelli che erano i corpi intermedi, i partiti, le realtà religiose, le realtà associative che magari caratterizzavano in un senso o nell'altro, nel bene o nel male, le generazioni precedenti. Perdere questi corpi intermedi, questi parametri a cui ancorare la propria identità in positivo o in contrapposizione, va a creare una frammentazione dell'identità in una fase pericolosa e complessa come quella dell'adolescenza e dei giovani adulti, in cui non avere identità da costruire per contrasto o per similitudine diventa ancora più faticoso. Un ruolo decisivo nella formazione dei giovani sono i nuovi strumenti di comunicazione come i social network. Noi viviamo ormai in quella che qualcuno definisce una realtà on life, una via di mezzo tra l'online e l'offline, in cui non c'è più una separazione netta tra queste due dimensioni e dobbiamo imparare a navigare questa identità ibrida tra le varie realtà più appunto pubbliche dei social o della realtà quotidiana. La dimensione del rappresentarsi in un certo modo o del vedere gli altri rappresentati in un certo modo e confrontarsi con queste immagini un po' idealizzate, un po' forzate, un po' estremizzate che vengono veicolate dai social diventa un ulteriore problema nella costruzione dell'identità individuale nel suo consolidamento. Allora, Antonella Gaston, questo collega, il dottor Pezzullo, che parla di squadra, di prevenzione, perché è là che dobbiamo... È quello che stiamo dicendo da sempre, e soprattutto i genitori. E io punto sempre, mi dispiace, il mio punto fermo sono le famiglie. Se lavori sulle famiglie, se lavori con i genitori, a cascata lavori anche sul ragazzo. E la rete, dobbiamo lavorare tutti insieme. Scuola, che ha perso autorità e autorevolezza nel tempo, scuola, famiglia, territorio, associazioni varie, perché se no non andiamo da nessuna parte. I ragazzi ormai sono allo sbando e non abbiamo neanche più di tanti strumenti, sia per contenere, sia per poi reindirizzare e riabilitare in qualche modo. E è un dramma questo, è veramente un dramma. Allora, a giugno cosa ci sarà a Grado? Cosa stai cercando di fare, oltre a fare la psicologa, questa associazione che tu sei socia cooperativa La Zattera? Allora, a giugno stiamo cercando con Mirella, ovviamente,
di portare la festa delle associazioni nella nostra sede che è a Grado, dove passeremo una giornata di festa, di incontro. Nelle immagini che sono andate di Udine, della festa dello sport inclusivo, sono stati bravissimi perché hanno organizzato, alla fine delle varie esperienze che hanno potuto fare i ragazzi, una tavola rotonda tra le associazioni per dire cosa facciamo adesso insieme. Allora ci siamo mostrati in vetrina, ma adesso diamo un punto e partiamo, e lo vogliamo fare con Mirella a Grado, al Punta Spin, che è la nostra sede. Vedremo se riusciremo a farcela. Grazie Antonella Gaston. Grazie a Sentiamo voi. come ci saluta anche Don David Berton, parroco di San Biagio di Calalta, pastore delle anime. Quante anime va a trovare? Tutto il giorno anime, prego. Ma cosa voglio salutare? Innanzitutto ringraziando dell'attenzione, ringraziando anche Mirella del suo invito e grazie anche della conoscenza che ho fatto con la dottoressa, davvero piacevole, e grazie, magari in futuro ci si rivedrà ancora. Sicuramente. Io più che implorare, chiedere la benedizione del Signore su tutte le nostre famiglie, come tu dici, e lo facciamo. Pensa che adesso abbiamo iniziato proprio da ieri sera il nostro mese di maggio, e tutti i giorni feriali non celebro più la messa nelle parrocchie, nelle chiese parrocchiali, ma la celebro per tutto il mese in tutti i vari capitelli, colmelli, contrade, borghi. Che bello. E devo dire che lo stupore ogni anno è quello di vedere in giorno feriale un numero di partecipanti veramente elevato, cioè davvero la gente ci tiene. È la gente che va, è la Chiesa che va, esatto. Non quello che diceva Papa Francesco. Sì, è un momento anche questo, è vissuto e partecipato molto. Per cui chiedo davvero la benedizione del Signore per l'intercessione della Madonna su tutti noi. E permettetemi, al di là, e non apriamo l'argomento perché sono un po', come dire, non arrabbiato, però un po' nervoso, perché secondo me stiamo chiacchierando inutilmente. Abbiamo soprattutto bisogno di pregare per il conclave e non fare supposizioni, Toto Papa, mettere in bocca cose che non sono state dette, eccetera. Queste cose qui proprio non servono. Come cristiani dobbiamo staccarcene, dobbiamo pregare per il conclave. Io credo che sia la cosa più importante e vera come credenti, quindi che il Signore ci mandi davvero un successore di Pietro, degno, capace, e anche lui avrà forse qualche limite sicuramente, ma farà del suo meglio. Ecco, questo. Vediamo questo cosa ha seminato Papa Francesco, che veramente ha seminato tantissimo. Quindi... Vediamo, adesso è il momento di raccogliere, vedremo cosa raccoglierà con quello che ha seminato Papa Francesco, perché questa sarà la risposta. Grazie ai miei ospiti. Grazie a voi, buona mattinata. Siamo con Simona Cardarelli, presidente Croce Rossa Italiana di Treviso, e non solo, perché assieme a Matissa André Severini, consigliere della Croce Rossa Italiana di Treviso, ma abbiamo anche Riccardo Lodi. Buongiorno a lei, presidente, Associazione Sole. Grazie anche a lei, presidente. Allora parliamo proprio da lei, partiamo, presidente. Cos'è questa associazione? Grazie di essere qui, prego. Allora, l'associazione Sole, che è un acronimo, sta per Self-Organized Learning Education, è un'associazione che nasce da un progetto che ha vinto il TED Prize nel 2013 ed è un progetto di apprendimento. Parte da teoria sull'autoapprendimento, nel senso ci sono vari studi che dimostrano che quando un concetto è appreso personalmente è molto più facile che rimanga impresso nelle memorie di lavoro, quindi nella memoria a lungo termine. Partendo da questo abbiamo fondato questa associazione, ma più che altro ci siamo concentrati sulla prevenzione. Io vengo da 20 anni nelle dipendenze, quindi ci siamo concentrati soprattutto sulla prevenzione dei giovani e su progetti evidence-based.
Molto chiaro e la ringrazio. Sentiamo anche Simona Cardarelli cosa ci dice, Presidente di questa Croce Rossa, che anche lei sta mettendo in atto delle iniziative importantissime per cercare di prevenire. Ecco, in questo mese c'è anche la Croce Rossa internazionale, un mese importante, il mese di maggio. Prego, Presidente. Allora, questo Presidente non mette in campo niente di sua iniziativa, perché Croce Rossa Italiana e con la Federazione Internazionale abbiamo una mission ben precisa che viene divulgata su tutto il territorio. In tema di prevenzione, tutti i tavoli di lavoro possibili per quello che riguarda il nostro territorio cerchiamo di essere presenti. Sicuramente siamo un po' strutturati con non una divisione interna, ma con una formazione specifica anche sulle dipendenze, visto che il Presidente ne parlava prima, no? Accennava prima su questa associazione Sole, che è anche bellissima, e ci piacerebbe anche lavorare con loro, magari in qualche modo prenderemo contatti. Per quello che riguarda le dipendenze noi abbiamo un target non di cura, ovviamente, perché non siamo la cura, noi siamo in supporto alle progettazioni e anche progetti nostri. In primis, per esempio, i giovani hanno una formazione specifica sul bullismo, sulle dipendenze in genere, che sia alcol, che sia droghe, quindi pertanto la loro comunicazione diretta con i loro coetanei è molto più efficace di quella che possiamo mettere in campo noi, anche perché parlarsi alla pari vuol dire parlare la stessa lingua e avere anche dei risultati che hanno dimostrato che questa peer communication e education è assolutamente, quindi partiamo dalle scuole, così come le attività nella nostra sede del comitato, così come anche gli eventi che stanno portando avanti i giovani nelle varie ville della zona della Marca Trevigiana. Per quello che riguarda poi la sensibilizzazione, siamo un po' un cavallo di battaglia di Croce Rossa Italiana, quindi nelle piazze siamo presenti, saremo presenti anche domenica 11 a Nervesa della Battaglia con la glicemia, il colesterolo, i parametri vitali, insieme con altre associazioni e con un grande evento che organizza il comune appunto di Nervesa, con una serie di sensibilizzazioni su qualcosa, e noi siamo presenti anche lì, come siamo presenti nelle piazze ogni volta che c'è la possibilità di portare una delle nostre mission. Allora, sentiamo anche Matissa Andrea Severini, perché volontario della Croce Rossa, cos'è successo? Cioè, perché si parte sempre da un qualcosa, quel click che scatta, che dice io voglio avvicinarmi a questa associazione. Prego. Una storia particolare. Un giorno sono stato chiamato per un'emergenza, una persona a cui tenevo molto era stata vittima di un incidente un po' particolare e ho passato diverse ore in pronto soccorso e sono stati quei momenti in cui ti sembra che il tempo non passi mai, perché nessuno ti dice niente, non ricevi aggiornamento, ma non è un difetto del personale medico, ovviamente ci sono dei tempi tecnici, non avevano modo di, però quando sei lì che vivi la situazione ti sembra un'eternità e non c'è personale in più che ti possa badare e prendersi cura di te che sei lì in attesa. E mentre ero lì che proprio mi ricordo passeggiavo dentro questa sala d'aspetto e vedo la locandina di Croce Rossa che proprio la settimana dopo avrebbe fatto una serata informativa per cercare nuovi volontari, e l'ho preso come una sorta di messaggio e ho partecipato a questa serata, in un paio d'ore mi sono appassionato e da lì sono arrivato fino a qua, ho fatto la scalata in poco tempo. Sentite il potere anche di una locandina, attirare, intrigare. Questo mi intriga, voglio vedere, voglio sentire, voglio partecipare. Allora, Presidente Lodi, cosa dice? Ecco, come intrigare i messaggi che stanno arrivando da questi giovani che veramente hanno perso il lume della ragione, ma non per colpa loro, c'è la droga che dilaga, l'alcol, il fumo, di chi ne ha più ne mette, il gioco d'azzardo, il social, veramente vanno fuori di testa, ma qualcuno dovrebbe fare prevenzione. E chi dovrebbe farla, Presidente? Ma allora intanto dividerei l'argomento in due, nel senso, per quel che riguarda i giovani, ecco, andrei piano a parlare dei giovani oggi che sono fuori di testa, soprattutto perché se torniamo alla fine degli anni 70, inizio anni 80, per dirne una, in Italia in quell'epoca sono nate centinaia di comunità di recupero proprio perché c'era la gravissima emergenza della droga,
Quindi i ragazzi che all'epoca erano ragazzi, quindi quelli della mia età, non è che stessero proprio benissimo. Non dimentichiamoci gli anni di piombo in cui i ragazzi di 19-20 anni si sparavano. Quindi purtroppo la mente umana molto spesso ci porta a fare dei raffronti fra l'oggi e gli ieri, come se gli ieri comunque fosse meglio. Non è esattamente così. Sicuramente oggi c'è un aumento, sentivo prima gli ospiti, c'è un aumento della violenza giovanile, questo senz'altro rispetto agli ultimi anni, e questa va affrontata. C'è un disagio giovanile, va affrontato. Molto spesso tutto questo disagio parte anche da una fragilità enorme da parte degli adulti. I giovani oggi hanno poca autorevolezza negli adulti, difficilmente vengono ascoltati dagli adulti. Il problema droga esiste, non è maggiore o minore, esiste, si fa prevenzione, si fa tanta prevenzione. Il problema è che si fa probabilmente male, nel senso che io faccio progetti di prevenzione scolastici, progetti di prevenzione familiare. Le scuole sono subissate di progetti di prevenzione. C'è il progetto di prevenzione contro il bullismo, quello contro il cyberbullismo, quello per l'alimentazione, quello contro il sexting, quello contro la violenza. E quando in realtà la scienza della prevenzione si divide fondamentalmente in 3 macro aree: la prevenzione universale, la prevenzione indicata e la prevenzione selettiva. Quando si fa prevenzione universale, e molto spesso nelle scuole si parte dalla prevenzione universale, che è una prevenzione a tutti perché qualcosa non succeda. Visto che c'è la Croce Rossa, se io vado a fare l'esame del sangue non ci vado perché penso di star male, io ci vado per controllare che vada tutto bene. Lo stesso dicasi della prevenzione sociale. La prevenzione sociale è una prevenzione universale, una prevenzione contro il disagio e i comportamenti a rischio e per avere competenze di vita che migliorino il benessere proprio e delle persone che ci circondano. Questa cosa viene fatta, però difficilmente viene fatta attraverso progetti che abbiano delle evidenze scientifiche. Molto spesso in Italia siamo ancora legati al fatto che io ho in mente una cosa, la faccio, magari i ragazzi, soprattutto alle superiori e alle medie, sono contenti di farla, però teniamo sempre presenti che magari stanno saltando la lezione di matematica, quindi chiunque sarebbe contento, e quindi sono soddisfatto. Per dirne una, si utilizza ancora il testimone che viene a dire, magari l'ex tossicodipendente, che è iatrogeno. Ci sono 40 anni di letteratura che dimostrano che il testimone è iatrogeno, cioè porta più effetti negativi che positivi. Una percentuale degli adolescenti che partecipa a riunioni in cui c'è un testimone è facile che venga incuriosito. Non è positiva, non funziona il dare informazioni. Per dire, i bambini a partire dalle elementari fanno campagne antifumi in cui gli si spiega che il fumo fa male, sanno che il fumo fa male, in adolescenza una certa percentuale comincia a fumare, quindi non è che continuando a dirgli che fa male cambiano. Lì il problema, si parlava prima del discorso dei pari, è che in quella fase di vita è molto più importante il giudizio del pari rispetto al giudizio dell'adulto. Okay? Molto chiaro. Quindi, Presidente, devo correre, se no non ce la faccio. Vorrei anche il commento di Simona Cardarelli, perché è importante quello che ha detto. Bisogna anche saper fare prevenzione, bisogna essere qualificati. Ecco, siamo sicuri che le comunità hanno del personale veramente qualificato all'interno? Siamo sicuri di questo? Siamo sicuri che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante, ma di avere quello che mi aspetta di diritto, che è crescere, conoscere, essere intrigato? Prego Simona. Ma assolutamente sì, la formazione è fondamentale, non si può parlare di cose un po' attaccate così dove il vento passa e porta via, e Croce Rossa ne ha fatto un cavallo di battaglia, ne ha fatto una mission di questo. Per poter sensibilizzare bisogna sapere cosa e come lo si fa. Ecco perché noi siamo pieni di corsi di formazione. In Croce Rossa non si muove, non so, un pacco viveri che spesso ci dai una mano, assolutamente lo voglio dire, ne approfitto, perché ci dai sempre una mano sul territorio, sulla distribuzione di qualunque genere di prima necessità possa esserci, e sei sempre stato il nostro sponsor, permettimi di dirlo così, e ti ringrazio anche di questo. Per quello che riguarda anche semplicemente venire a ritirare un pacco da te o distribuirlo alla popolazione nelle giornate in cui vengono per la raccolta alimentare e per la spesa, insomma, solidale,
ci vuole una qualifica anche per questo, anche saper parlare con l'altro, ora indipendentemente dalle dipendenze, e sono contenta anche che il Presidente conviene con me su una comunicazione alla pari che funziona molto di più, però ecco, anche il resto indipendentemente dalle dipendenze, non si può essere dipendenti da una povertà. E quindi l'approccio con l'altro è sempre un approccio con un'emozione di qualcun altro, è sempre mettersi in relazione, e quindi anche la difficoltà, se non si è capaci di entrare in empatia con l'altro, non è che proprio è così semplice, e Croce Rossa di questo ne fa assolutamente molta formazione su moltissimi corsi al momento. Ecco, giusto per dare un numero, abbiamo tipo 298 corsi a catalogo di Croce Rossa su tutta la formazione, e di questo mi piace anche, se mi posso permettere di allargarmi a livello personale e uscire un attimo fuori, ma tanto fuori dalla tua domanda non è solo il mio modo di risponderti. Ogni anno ci sono le gare di primo soccorso in cui si sfidano, diciamo, in una competizione tutti i volontari con le squadre della regione, che poi la squadra che vincerà andrà alle nazionali. Ma perché è importante per noi? Per noi è anche un momento diverso di formazione, però tutto viene fatto un modello di role play, di gioco. In questo caso Treviso 2025 è la città candidata per il comitato regionale per ospitare tutta la regione Veneto e anche alcune squadre fuori regione, tipo l'Umbria e le Marche, che l'8 di giugno si sfideranno. In che modo viene fatto? Viene fatto con la struttura del role play, tante postazioni di gioco dove di fatto tutto ciò che può essere una simulazione realistica viene portata anche a conoscenza di tutta la cittadinanza, come operiamo noi e come loro si misurano. Cosa veramente la Croce Rossa, esattamente, cosa fa? E non solo sul sanitario, ci sono anche scene relative proprio al sociale, sulle dipendenze. Cioè nei vari obiettivi strategici di Croce Rossa vengono tutti illustrati sotto forma di gioco per la popolazione, la formula del roleplay, ma è un modo anche per mettersi in gioco e vedere che tempi di risposta, testarci sul campo anche noi. Allora sentiamo il Presidente Lodi, poi andremo anche da Matissa. Andrea, cosa ne pensa di questi eventi molto importanti dove coinvolgono la cittadinanza per capire le opportunità che ci possono essere nel territorio? Prego Presidente. Voce. Non sento. Scusa, no, dicevo, sono fondamentali anche perché la scienza ci insegna che i progetti di prevenzione contro disagi e comportamenti a rischio funzionano nella misura in cui coinvolgono tutta la comunità della zona, cioè devono coinvolgere sicuramente i giovani e i giovanissimi. La prevenzione prima la si comincia meglio è, ci sono progetti internazionali che prevedono l'intervento su donne in gravidanza e in difficoltà e che hanno dei follow-up a 17 anni e hanno dimostrato di funzionare molto bene, per fare un esempio. Detto questo, i progetti che funzionano meglio sono quelli multisetting, che coinvolgono giovani, giovanissimi e adulti di riferimento e la comunità circostante. Per adulti di riferimento intendo i genitori in primis, ma anche gli insegnanti e per esempio gli allenatori, che sono comunque adulti di riferimento soprattutto in adolescenza. Quindi le manifestazioni che possono rendere edotta la cittadinanza di quelle che sono le opportunità e di quali opportunità poter scegliere sono sicuramente fondamentali. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha mandato il Presidente Lodi, la promozione del benessere. Andiamo a vedere. La scienza della prevenzione dà evidenza del fatto che certi interventi funzionano, perché la scienza della prevenzione fa sì che miglioreremo la qualità di vita dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, dei nostri giovanissimi e dei nostri giovani adulti. Pensare a una famiglia che funziona meglio, ai propri bambini più felici e più capaci di fare fronte alle difficoltà e in genere una vita più facile nella famiglia e bambini che stanno meglio e fanno meglio a scuola.
C'è un proverbio africano che dice è necessario un villaggio per crescere un figlio, no? Allora creiamo questo villaggio, che sia fisico, che sia virtuale. Abbiamo bisogno di agire tutti insieme, proprio perché siamo tutti parte di questo amore profondissimo per i nostri figli, e davanti al quale vorremmo essere in grado, per esempio, di non sbagliare, ma dobbiamo essere anche preparati che sbagliamo tantissimo, proprio perché è un sentimento così profondo. La scienza della prevenzione è utile per cercare di dare in mano ai professionisti del settore, ma anche ai genitori, degli strumenti per capire le modalità migliori per aiutare i ragazzi a non far uso di sostanze. Abbiamo bisogno di parlare di scienza anche nell'ambito della prevenzione dei comportamenti sociali devianti o afferenti appunto all'ambito delle tossicodipendenze. Bisogna avere l'umiltà di riconoscere che possiamo migliorare le nostre competenze, è tutto lì. Se non abbiamo questa umiltà, questi interventi non servono a niente, perché semplicemente non li facciamo, pensiamo sempre che siano diretti ad altri, quando in realtà sono diretti a tutti noi, compreso il sottoscritto chiaramente. Ed è uscita ancora questa parola, Simona Cardarelli, villaggio. Ecco, il villaggio che ti dà il senso della comunità, ecco, questo villaggio che abbraccia la comunità. Prego, Presidente Cardarelli. Ma villaggio è una parola bellissima, perché potrebbe mettere insieme, c'è proprio il senso di comunità, di mettere insieme qualunque cosa. Noi nel nostro piccolo, ecco, lancio di nuovo questo riferimento al grande evento dell'8 giugno in piazzetta Rinaldi, che è, diciamo, il cuore del comune di Treviso. Ci sarà appunto un villaggio, il villaggio di Croce Rossa Italiana, con tutte quelle che sono le attività che possono essere svolte, tutta quella che è la formazione, tutto ciò che Croce Rossa fa a livello territoriale, a livello nazionale, a livello internazionale, quindi anche la parte del diritto internazionale umanitario. Anzi, approfitto per dire che anche quest'anno il Veneto avrà una squadra di una scuola che è il Cerletti di Conegliano, che ha superato le fasi regionali e quindi parteciperà a rappresentare il Veneto alla fase nazionale a Roma, proprio sulle gare di diritto internazionale umanitario e Ginevra 1864. Questa è una delle tante attività, ma nel villaggio c'è proprio il cuore. Per quello che riguarda Treviso mi piace vederla come la comunità, ma per quello che riguarda Croce Rossa è un'altra comunità di volontari. Tutti da tutta la regione si confrontano facendone proprio un villaggio, perché all'interno cosa facciamo? Sentivo nel video, che era molto bello, il video che ci ha appena fatto vedere il Presidente, come dice, non serve un villaggio per crescere un bambino, però a noi serve un villaggio per far sì che ci siano sempre più persone che ci aiutino a far crescere questa comunità. Presidente Lodi, io vedo scritto anche ONU, consulente prevenzione del Consiglio d'Europa. Ecco, cosa vuol dire? Ecco, spieghiamo anche l'importanza delle sue parole, di quello che veramente stiamo cercando di capire con questa parola di villaggio, di comunità, di prevenzione, di socializzare. Siamo diventati parliamo poco tra di noi, ecco, tutto tramite social, computer. Scrivere non ne parliamo. Quando vedo i ragazzi che mi scrivono delle cose dico traducetemi, io non riesco mica a capire cosa avete scritto. Scrivono malissimo, ma veramente male, ma loro sono abituati, è la nostra scrittura, mi rispondono. Prego, Presidente Lodi. Ma allora sì, nell'ambito dei progetti cosiddetti basati sull'evidenza scientifica, noi collaboriamo con le Nazioni Unite soprattutto in due progetti, uno dedicato alle famiglie con figli fra gli 8 e i 15 anni, che io sappia è l'unico progetto che è evidence based in Italia e che prevede la partecipazione di tutto il nucleo familiare, quindi un progetto che prevede la possibilità di migliorare le competenze genitoriali, ma anche da parte dei bambini e dei ragazzi per quel che riguarda. Si è bloccata la connessione?
i ragazzi e i bambini su migliorare il benessere dell'ambito familiare. L'altro progetto è un progetto di peer education che sta partendo adesso in Emilia-Romagna e in Trentino, è appena partito, che si basa appunto su quello che si diceva prima, nel senso, in adolescenza è sicuramente molto più autorevole il giudizio che mi può dare un amico rispetto a quello che mi può dare un genitore. Io pochi minuti fa ero in una classe in cui ho chiesto ma è vero che alla vostra età i vostri genitori vi appaiono un po' come dei pirla? E tutti hanno detto no, assolutamente, anzi. Io ho detto, quindi tutto quello che fate voi ne parlate con i genitori. A quel punto, ecco, si sono guardati e hanno detto, non è proprio così. Ho detto, ecco, allora vedete che forse c'è bisogno appunto di parlare fra ragazzi che abbiano competenze comunicative e relazionali e di gestione delle dinamiche di gruppo. Non che vadano nelle classi a spiegare che cosa è giusto e cosa è sbagliato, mi ripeto. Quindi ecco, la nostra collaborazione con l'ONU riguarda appunto questo, il fatto di portare sul territorio in Italia progetti che sappiamo funzionano, sono efficaci sulle famiglie, sui bambini e sui ragazzi. Guardi, ha fatto bene a dirlo Presidente Lodi, perché andare in classe e sentire il buono, il cattivo, il maschile, il femminile, cosa si può fare e cosa non si può fare, penso che li annoiamo invece che di intrigarli. Se invece li portassimo di più nel mondo del volontariato, dell'associazionismo, a toccare con mano. Io ieri avevo una socia dell'AIL che ha detto sono venuti domenica i ragazzi e quando hanno visto siamo riusciti a intrigare 20 ragazzi e non sono pochi che si sono messi a disposizione. Ecco, forse dovremmo la scuola che arrivi all'associazione, al volontariato, non il volontariato che va alla scuola, perché se in tutti questi anni non abbiamo raggiunto dei numeri importanti di giovani che appartengano al mondo del volontariato, vuol dire che non ci siamo, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Cosa dici? Tu veramente sei giovane, ti sei questa locandina, Mattis Andrei, cosa si potrebbe fare per intrigarli, proprio andarli a prendere e portarli, perché ieri Laila ha detto questo, sono venuti, li abbiamo intrigati, mi hanno toccato con mano cosa vuol dire donare il sangue, la prevenzione, cos'è la leucemia, prego. Noi in effetti abbiamo un'attrattiva particolare perché comunque abbiamo dei mezzi, delle dotazioni, degli strumenti che attirano particolarmente, quindi diciamo che quando ci capita anche a noi di partecipare a queste attività, perché ogni tanto veniamo chiamati anche noi da scuole e, per fare questo genere di attività di divulgazione, abbiamo sempre un ottimo riscontro in tutte le fasce di età. E effettivamente è utile perché poi noi abbiamo la possibilità di far entrare i ragazzi nell'associazione fin da giovanissimi. E ce ne sono alcuni che crescono proprio all'interno dell'associazione, diventano attivi e sono i primi che poi dopo, quelli che rimangono per più tempo, sono anche quelli che si sono appassionati ma hanno diffuso ai loro coetanei la stessa passione. È solo che deve partire a monte questa Perché attività. li fate diventare protagonisti, cioè non sono inerti, fermi che guardano, loro partecipano, fanno, sono loro il protagonista. È fondamentale questo aspetto perché altrimenti non li riusciresti a catturare, ad attirare, a coinvolgere. Cioè, come dice, se devono essere lì a fare da spettatori con la soglia d'attenzione che hanno poi oggi, durano poco. Infatti se invece... i numeri non li abbiamo. Allora sentiamo come ci saluta, ormai è finito il tempo, il Presidente Riccardo Lodi. Presidente, come ci saluta con questa associazione importante che abbiamo conosciuto questa mattina a Sole e con questi progetti meravigliosi che riguardano anche l'ONU. Prego. Ma io vi posso salutare con la speranza che al di là dei progetti che porto con la mia associazione si cominci a considerare l'ipotesi di fare dei progetti che coinvolgano davvero tutte le comunità locali che ci sono in Italia e che siano basate sulla scienza, perché il rischio che si corre è banalmente di spendere un sacco di soldi inutilmente per vedere dei ragazzi contenti perché hanno fatto il progetto invece che matematico italiano, ma non aver risolto nulla. E l'altra cosa, attenzione con l'etichettare i giovani d'oggi anche sulla base di quello che leggiamo sui notiziari. C'è una ricerca che è stata fatta in particolare per l'Emilia-Romagna, ma direi che si può traslare anche alle altre regioni, che si basa su quello che avevano ricercato negli anni 90 negli Stati Uniti e che dimostra il fatto che più si parla per esempio di baby gang, più è facile che questo riproduca l'effetto negativo.
perché chi è in disagio, chi non si sente accettato dagli altri, si aggrega con chi pensa possa accettarlo e quindi si riproduce questo discorso. Grazie Presidente, devo chiudere, grazie. Sentiamo come ci saluta veloce la Presidente della Croce Rossa Italiana di Treviso, Simona Cardarelli. Beh, io vi saluto con l'auspicio e il nostro augurio di potervi avere sempre tutti a casa nostra. La nostra sede in via Venzone è la casa non solo dei volontari ma è casa CRI, quindi siete tutti benvenuti, e sposo anche questo tuo voler dire venite da noi, non sempre noi da voi, magari scopriamo cose nuove. E comunque vi aspetto l'8 di giugno a Treviso tutta la giornata, dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 6. Più di così non si può fare. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve, oggi vi prepareremo una frittata contadina con patate e salsiccia. Un piatto rustico come si faceva 20 anni fa. Allora prendiamo le nostre uova, le nostre galline nell'orto, nel giardino. Per ogni persona noi calcoliamo circa 3 uova. Abbondantina, ma si sa che una volta si mangiava abbondante. Le mettiamo in una bacinella, un pizzichino di sale, una macinatina di pepe ed un pizzico di prezzemolo tritato. Sbattiamo leggermente senza montare troppo il composto, deve restare elastico per la buona riuscita della frittata. Dopodiché ci aggiungiamo un pochino di panna, rigiriamo nuovamente il tutto e mettiamo da parte questo composto per un paio di minuti che ci serviranno per prendere la nostra salsiccia, tagliarla in rondelline con un coltello, sbriciolarla con le mani, insomma farne dei pezzettini che poi andremo a soffriggere insieme alle patate in una padella. Quindi prendiamo anche le nostre patatine, che possono essere bollite in precedenza, avanzate da patatine al forno che abbiamo fatto a mezzogiorno, quindi le recuperiamo e facciamo una bella frittata la sera. Le frittate sono un ottimo metodo per recuperare i prodotti che ci restano a pranzo. Ecco, come potete vedere, prendiamo la nostra padellina, ci sciogliamo una noce di burro e ci uniamo la salsiccia e la patata, rimettiamo sul fuoco a cuocere e cuociamo la salsiccia per un paio di minuti. La patata si rosola, la salsiccia si cuoce, dopodiché uniremo l'uovo, composto di uova. Abbiamo rosolato bene la salsiccia e la patata, come potete vedere. A questo punto prendiamo il nostro composto, lo versiamo nella nostra padella, abbassiamo il fuochino e lasciamo cuocere la frittata, pian pianino da ambo le parti. Ecco, come potete vedere, la frittata dalla parte inferiore è quasi cotta, superiormente ha quasi assorbito tutto l'uovo liquido, quindi adesso andiamo a girarla. Una volta si usava il metodo del coperchio, quindi prendiamo la frittata, la giriamo e ci aiutiamo nuovamente facendola scivolare nella padella. La facciamo cuocere ancora mezzo minutino da questa parte e poi andiamo a servirla. La nostra frittata è pronta, la appoggiamo nel nostro tagliere e vediamo com'è venuta all'interno. Tagliamo
4 fettine, ecco qua. Possiamo metterci un pochino di parmigiano che con il calore si scioglie, ci dà un buon sapore, una spruzzatina di prezzemolo attorno al tagliere e andiamo in tavola.